Se vogliamo inserire la tessera, per favore. Allora passo la parola, per favore accomodatevi. Ciao. Allora passo la parola al segretario generale per l'appello, prego. Balcon, Bassi, Bavasso, Bettiol, Bortoluzzi, Bristot, Simone, Candeago, Anna giustificata, Capraro, Cassol c'è, Costa, Dalla Corte, De Biasio, De Pellegrin Donatella, Oscar, Farina assente giustificato, Ferro è assente, Gallon, Garzotto, Lagrua assente, Marotto, Massaro assente, Mella, Nicolini, Olivotto, Perale assente, arriverà, vediamo, Pingitore, Rassera Berna, Samaria, Soccal, Sovilla, Stefani, Vignato, è assente, va bene. Allora, come il numero legale c'è, come vicepresidente nomino Dalla Corte Valentina, come scrutatori per la maggioranza Capraro Paolo e per la minoranza Costa Mirko. È arrivato Farina. Ok, è arrivato Farina, lo mettiamo presente. Allora, è pervenuta una domanda di attualità che però non è ammissibile, in quanto si rifà a tematiche antecedenti alla conferenza di capigruppo e mancano nella domanda di attualità dei riferimenti specifici riguardo alle notizie di cui fa riferimento sia per la provincia, la posizione della provincia, sia per la posizione della comunità montana Gordina. Per cui se vuole, questa domanda era stata presentata dal gruppo Valore Comune, se volete potete, seduta stante, trasformarla in interrogazione. Consigliere Costa, prego. Sì, grazie Presidente, mi permetta di dissentire, anzi la nostra volontà era quella di mandarla il prima possibile proprio perché aveste la possibilità e il tempo di dare risposta a tutte le domande che avevamo fatto. I mezzi di informazione ne hanno parlato abbondantemente, per cui secondo me era necessario avere da subito un'indicazione da parte di questo comune di quello che vogliono fare. Lo ricordo, dal 2022, da quando voi siete stati eletti, noi non sappiamo niente sulla questione eterna, per cui non la trasformo immediatamente in un'interrogazione perché valuteremo che cosa fare. Grazie. Va bene, non viene cambiato il giudizio, volete trasformarlo in interrogazione? No. Va bene. Allora, se volete, se ci sono interrogazioni o interpellanze da presentare o del giorno, niente, per cui possiamo partire con esaminare gli ordini del giorno. Allora, passiamo al punto 1, processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 28 giugno 2024, approvazione ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Se non ci sono obiezioni si dà per approvato e si va senza che venga espressamente richiesto la votazione. Nessuno ha. Passiamo al secondo punto, processo verbale della seduta del Consiglio Comunale. No, quando arriveremo nel punto del contingentamento, al punto 6, inseriremo anche l'ordine del giorno. Punto 2. Sì, nella sede poi di presentazione, come dicevo, dei vari ordini del giorno verrà inserito anche la sua presentazione. Ok, va bene? Andiamo avanti.
Al punto 2, processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 30 luglio 2024, approvazione ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Anche in questo caso, se non ci sono obiezioni, si dà approvato senza votazione. Non ci sono obiezioni, per cui passiamo al punto 3, concessione della cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e alle sue articolazioni territoriali. Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, seconda zona di delegazione Dolomiti Bellunesi, stazione di Belluno. Il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare terza il 22 novembre 2024, la quale ha espresso parere favorevole all'unanimità, per cui si procede solo alla dichiarazione di voto e alle votazioni. Pertanto apro la dichiarazione di voto. Chi vuole prenotarsi, prego. Dalla Corte Valentina, prego. Buongiorno a tutti e grazie Presidente. Premetto che sono molto emozionata di essere qui oggi e di contribuire insieme al Sindaco e alla Giunta a concedere la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Voglio fare con il mio intervento un particolare ringraziamento all'assessora Damiano per aver avanzato questa proposta che valorizza e promuove questo ente che svolge insieme alla sua organizzazione di volontariato un ruolo fondamentale e direi anzi vitale per il nostro comune e provincia che si estendono su un territorio interamente montano. Al fine di omaggiare al meglio oggi la seconda delegazione Dolomiti Bellunesi e quindi la stazione di Belluno, vorrei proporvi un breve riassunto di quello che è stato il loro primo intervento con elisoccorso. Si tratta di una storia affascinante che mi è stata raccontata proprio ai piedi dello Schiara quest'estate al Rifugio Settimo Alpini durante un evento promosso dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. L'importanza del soccorso alpino nella tutela della sicurezza in montagna sfocia in modo eclatante nel 1964. Era il 13 settembre e veniva inaugurato il bivacco esperti, quando la sezione del soccorso alpino di Belluno, nata tra le prime 11 delegazioni nazionali del 1954, si trovò a dover soccorrere l'alpinista e guida alpina Gabriele Franceschini, gravemente infortunato dopo una caduta mentre scalava la Gusela. Grazie all'allerta dello escursionista Armando Sitta, che scese lungo la ferrata Zacchi fino al rifugio Settimo Alpini, le squadre di soccorso si mobilitarono molto rapidamente. Fu il nostro Piero Rossi a telefonare al delegato del soccorso alpino, il dottor Mario Brovelli, cofondatore del CNAS. Brovelli ebbe subito una grande intuizione, frutto della lettura dei quotidiani dei giorni precedenti. Ricordò infatti di aver letto che un elicottero Alouette, un velivolo super leggero, veniva utilizzato per le riprese di un film con Frank Sinatra e Raffaella Carrà proprio nel Cadore in quei giorni. Fu da questa velocità di ingegno del dottor Brovelli che questo elicottero, pilotato dall'esperto Blaise Guy, con a bordo Piero Rossi, ovvero l'unica persona ad avere le conoscenze per indicare l'accesso con il velivolo al portone della Schiara ad uno straniero, riuscì a raggiungere il luogo dell'incidente e a recuperare il ferito in un'operazione complessa e audace. L'intervento con l'elicottero fu fondamentale perché ridusse notevolmente i tempi di soccorso, dimostrando così l'importanza dell'elisoccorso e il valore della collaborazione tra escursionisti e soccorritori. Questo evento segnò l'inizio di un'evoluzione nel soccorso alpino che si sviluppò ulteriormente negli anni '80 con l'introduzione di tecniche più moderne. La necessità di un elicottero dedicato per il soccorso divenne evidente e le esperienze di quel periodo posero le basi per le future operazioni di elisoccorso nelle Dolomiti. Le nostre pagine di giornale oggi sono sempre più gremite da episodi che dimostrano l'importanza della diffusione della cultura del soccorso, che è un vero patrimonio della comunità. Quest'anno a luglio è arrivato alla base di Belluno Falco 2 per fronteggiare l'aumento esponenziale degli interventi che hanno registrato un aumento del 34%. Le nostre montagne sono sempre più frequentate da escursionisti che purtroppo molte volte affrontano percorsi non adatti al loro livello oppure sprovvisti di attrezzatura idonea. È per questo che voglio ringraziare le nostre squadre per il loro sempre tempestivi interventi durante le situazioni più critiche, nonostante molte volte, a causa di una scarsa programmazione da parte di molti turisti, il loro lavoro viene compromesso per soccorrere qualche sprovveduto. Oggi la montagna appare accessibile a tutti, all'apparenza appunto.
La folla si impone con arroganza, priva di cultura della montagna, della finezza del puro atto del camminare, del rispetto di una basilare educazione civica. Penso che come amministratori di un comune e di una provincia interamente montani, se vogliamo davvero aiutare le nostre squadre di soccorso, al di là degli slogan, dobbiamo sempre più impegnarci ad istruire i nostri ospiti nel riflettere più a fondo sulla loro destinazione, di misurare con sincerità le loro capacità e le loro aspettative, renderli consapevoli di non essere meri fruitori di un bene, ma piuttosto fautori di piccoli passi verso il recupero di una coscienza, di una bellezza interiore ed esteriore, personale e collettiva, che coniuga la coesistenza di natura, uomini e animali. A seguito di tutto ciò premesso, è con grande orgoglio che anticipo il voto di Fratelli d'Italia, che sarà favorevole. Grazie. Grazie. Consigliere Pingitore. Sì, buongiorno a tutti e a tutti e anche a chi ci ascolta da casa. Io ho chiesto prima di fare questo intervento autorizzazione a Barattini di poterlo accennare perché è doveroso. Io ho 25 anni, ho fatto parte del soccorso alpino dell'esercito e sono stato anche un istruttore a passo e tonale per tutti quelli che col taboga, con le corde e quant'altro si preparavano per raggiungere questo brevetto di soccorritore. Io veramente ringrazio la sua presenza, pensavo che ci fosse stato anche Fabio Rubus e ringrazio anche lui. Per me è un onore perché ho fatto 25 anni di onorata carriera nel soccorso alpino dell'esercito e quindi per me oggi, senza fare cronostorie di tutto quello che hanno fatto loro in questi anni, 70 anni sono tanti, quindi meritano questo premio. Io con Barattini mi onoro di essere stato anche un suo collaboratore durante la Brigata Alpina Cadore al centro operativo delle trasmissioni. Quindi è giusto dirlo che anche in questa sala c'è qualche amministratore che mastica anche di soccorso alpino e di altre attività che hanno permesso all'Italia di salvare delle vite e di collegare i momenti tragici dal Vajont in poi e poi nel 1954 quando è stato fondato. Io ringrazio veramente, ti ho chiesto prima se potevo, mi hanno dato autorizzazione e quindi è giusto sottolineare che con Barattini ho collaborato e quindi la Lega è a favore di questo premio e voterà sicuramente positivamente e in bocca al lupo al soccorso alpino. Grazie. Grazie. Consigliere Nicolini. Grazie, buongiorno a tutti. Credo che sia fondamentale, non solo per la nostra città, ma per la nostra provincia intera, questo premio che credo riusciremo ad assegnare in modo assolutamente unanime. Il soccorso alpino è un servizio che continua a lavorare in modo indefesso, come ricordava la consigliera Dalla Corta, anche nei confronti di soggetti che sempre in modo più inappropriato approcciano alla montagna. E io vorrei ricordare in particolar modo anche la figura del dottor Angelo Costola, collega che ha lavorato per moltissimi anni a Pieve di Cadore, proprio dove nasce e dove viene iniziato questo servizio di elisoccorso, quando proprio nel 1987 lotta a livello regionale, a livello provinciale per poter avere l'elicottero come base di questo elisoccorso. Mi fa piacere ricordare questa figura che è stato un collega estremamente determinato, deciso e antesignano, in quanto sappiamo benissimo come l'elisoccorso nasce davvero nella nostra provincia. Soccorso fondamentale, la base di Pieve di Cadore è stata rinnovata. Io settimanalmente sono lì a lavorare e mi emoziono ogni volta che Falco parte e da terra. Quindi ringrazio anch'io il bravissimo Barattini a nome di tutti, che è qui a nome credo di tutti i soccorritori, perché come dicevo in commissione questa non è una targa alla memoria ma uno stimolo assolutamente per il lavoro che è fondamentale che continuano a fare. Quindi anche il gruppo di Belluno di Più assolutamente favorevole. Grazie. Grazie. Consigliere Bettiol. Io credo che sia ovvio che nessuno può opporsi a una delibera di questo tipo e che ci debba essere l'unanimità.
probabilmente doveva partire direttamente dal Consiglio, dalla conferenza dei capigruppo, perché non è una questione di parte, ovviamente. Che dire oltre a quello che è già stato detto? Certamente il soccorso alpino ha fatto tantissimo per questo territorio, che è un territorio interamente montano, con tutte le complessità che ha. Come ricordava il collega Nicolini, l'Eli Soccorso è stato e sarà sempre di più fondamentale per il territorio, quindi speriamo veramente che mai nessuno pensi di poterlo toccare, fra virgolette, limitare. E a proposito del ricordo che ha fatto il consigliere Nicolini, anch'io mi unisco al ricordo di Angelo Costola, che tutti conosciamo, con cui ho avuto l'onore di condividere la giunta Reolon del 2004-2009, ma c'è un'altra persona che io voglio ricordare e che ha fatto moltissimo per il soccorso alpino, ed è stato anche un giovanissimo consigliere comunale in questo comune, e che è l'avvocato Matteo Fiori. Per chi non lo conoscesse, Matteo è stata una figura molto eclettica, ma nel campo del soccorso alpino ad un certo punto credo che sia la persona che ha dato una svolta all'organizzazione, alla struttura, naturalmente in collaborazione con tutte le persone che tantissimi volontari, perché parliamo di volontari, non di gente che lo fa per ragioni di lavoro, hanno nel corso degli anni dato moltissimo a questa struttura che ha compiuto i 70 anni. E è doveroso, credo, in questa sede ricordare anche quelle povere persone che persero la vita il 22 agosto del 2009 nella tragedia di Falco, che tutti ricordiamo. Io ricordo che allora mi chiamò proprio Matteo Fiori per dirmi quello che era successo. Quindi sicuramente ed evidentemente il voto sarà favorevole e certamente meritato è questo riconoscimento, che magari richiederà un'apposita cerimonia nei confronti della 7 dicembre, e quindi speriamo di poterci essere tutti, perché veramente è un'associazione del territorio che ha dato moltissimo e che sicuramente darà moltissimo. Grazie, non vedo altre richieste di intervento per la dichiarazione di voto. Allora chiudo la dichiarazione di voto, apriamo le votazioni. No, aspetti un attimo. Sono aggiunti consigliere Perale, prego. Solo due parole per unirmi ovviamente all'unanime concordia con cui la città di Belluno, quindi il Consiglio Comunale, non solo l'amministrazione, conferisce questa cittadinanza onoraria. Volevo solo ricordare, oltre a tutte le personalità che sono già state ricordate, ci sono almeno 3 o 4 dipendenti del Comune di Belluno che negli anni 50, 60, 70, 80, 90 sono stati tra le colonne portanti del soccorso alpino, quindi un volontariato assolutamente poco noto, mai sbandierato, ma che al di là dei vertici, al di là di chi comunque ha organizzato egregiamente la questione, si è impegnato, è sempre stato disponibile a partire a qualsiasi ora del giorno e della notte per andare a fare il meritevolissimo servizio di chi fa sul campo, cioè in montagna, il soccorso alpino. Quindi ricordiamo anche, e voglio che ricordiamo tutti insieme, quelli che a partire dai nostri dipendenti comunali hanno dato una mano in questi anni al soccorso alpino. Grazie, consigliere Mella. Telegrafica era ora riconoscere l'attività encomiabile prestata dal soccorso alpino nel nostro territorio e anche nelle altre zone, ovviamente. Quindi ribadisco, era ora. Grazie. Allora chiudiamo la dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Apro la votazione. Chiusa la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0, non votanti 0, votanti 28. La proposta è approvata. Passiamo ora alla immediata eseguibilità, per cui apro la votazione per la immediata eseguibilità.
Chiusa la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0, non votanti 0, votanti 28. La proposta di immediata eseguibilità è approvata. Passiamo adesso al punto 4. Se per caso vuole dire qualcosa al Consiglio. Si vuole accomodarsi qui. Venga, venga. Al posto del segretario. Allora, è un onore essere qui oggi, anche perché è un riconoscimento che ci fa un onore grandissimo e soprattutto non è post morte. Ricordiamolo. Spesso ci troviamo a ottenere delle medaglie, ma sono sempre medaglie che non scaldano il cuscino di nessuno. E questo ci scalda il cuore, e quindi grazie a tutti di questo passaggio. Bene, passiamo al punto 4. Registro generale 368 del 2021, Corte d'Appello di Venezia, sentenza numero 524 del 2024, riconoscimento debito fuori bilancio. Anche questo è un provvedimento, è stato sottoposto all'esame della Commissione consigliare prima, il 21 novembre 2024, la quale ha espresso parere favorevole all'unanimità. Si procede pertanto solo alla dichiarazione di voto e alle votazioni. Apro per la dichiarazione di voto, chi vuole prenotarsi. Bene, non vedo nessuno per la dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Apro la votazione. Chiusa la votazione. Presenti 28, favorevoli 19, contrari 0, astenuti 9, non votanti 0, votanti 19, scusate. La proposta è approvata. Passo ora alla immediata eseguibilità. Apro la votazione per la immediata eseguibilità. Chiusa la votazione. Presenti 28, favorevoli 19, contrari 0, astenuti 9, non votanti 0, votanti 19. La proposta di immediata eseguibilità è approvata. Passiamo al punto 5. Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e documenti correlati. Passo la parola all'assessore Gamba per la presentazione. Intanto un grazie, un buongiorno e anche un buon lavoro per oggi. Allora, parliamo dell'ultima variazione di bilancio 2025. È stata effettuata una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compresa la consistenza dei fondi di riserva e del fondo... Ci sente? Sì, scusate, 24,
Scusate, no, avevo scritto 24, vabbè. Sono già avanti, vedete. Fondi di riserva del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, al fine di evidenziare eventuali necessità di integrazione e al fine anche di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio. Ai fini della valutazione degli equilibri generali di bilancio sono stati adottati tutti i criteri di proiezione delle capacità di realizzazione delle entrate al 31 dicembre 2024. Il risultato dell'analisi condotta è che il pareggio e la salvaguardia degli equilibri finanziari generali sono stati garantiti. La gestione di competenza di parte capitale non ha segnalato situazioni di criticità nei cronoprogrammi di spesa. Il fondo dei crediti di dubbia esigibilità è adeguato in funzione delle variazioni degli stanziamenti dell'entrata corrispondenti e risulta congruo. Il fondo contenzioso iscritto a bilancio è stato adeguato a seguito della ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente effettuata dall'Avvocatura Civica e dall'area tributi. La gestione equilibri di cassa, per quanto attiene l'ente, presenta un saldo di cassa alla data del 31/10/2024 di euro 12.322.185,77. La gestione dei residui non hanno segnalato situazioni di criticità nella gestione dei residui attivi e anche quelli passivi. La gestione degli organismi gestionali esterni, che sarebbero Bellunum Sportivamente, BIM Gestione Servizi SPA e BIM Infrastrutture SPA, hanno chiuso inutili i rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2023. I vincoli di finanza pubblica sono stati garantiti. I debiti fuori bilancio attestati dal coordinatore d'ambito e come abbiamo visto prima sono pari a 14.578,07 euro relativo alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Tale debito poi sarà sottoposto al Consiglio Comunale e l'abbiamo già visto. A conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione dell'esercizio finanziario 24 del bilancio di previsione 24-26, si sono resi necessari adeguamenti alle previsioni di stanziamenti di entrata e di spesa. Risulta necessario procedere ad un'applicazione da parte dei risultati dell'amministrazione 2023 per un importo di 193.000 euro, così suddiviso: 10.000 euro per la parziale copertura di oneri di contenzioso, 130.000 euro per il trasferimento di scuole paritarie, 15.000 euro per la dote scuola, 18.000 euro per trasferimenti ad associazioni e 20.000 euro di avanzo vincolato per un fondo di povertà del 2021 per interventi di questo fondo. Nelle entrate di parte corrente del 24 sono state fatte variazioni ai capitoli di entrata e di spesa necessari all'assestamento del bilancio. Le principali voci sono 248.589 euro di trasferimento dello Stato per gli stranieri da inserire in pari spesa, 84.778 in corrispettivo di servizio della distribuzione del gas nell'ambito di Belluno, che sarà ripetitivo per anche l'anno 25 e 26 andando avanti in base al contratto della gara del gas. Poi ci sono 100.000 euro di minori entrate per quanto riguarda l'IVA split per quanto riguarda lo stadio e 10.000 euro di minori entrate per quanto riguarda i servizi cimiteriali. Queste sono quelle un po' più evidenti, le altre sono piccole cose. La spesa da parte corrente invece, la spesa relativa al personale, abbiamo minori spese per 37.000 euro. Oneri di contenzioso, come abbiamo visto prima, 14.578 euro. Per i migranti una spesa di 50.000 euro per quanto riguarda della prefettura, politiche per gli migranti per 198.000 euro sempre di spesa di parte corrente, un'attività promozionale per le associazioni 26.000 che sarebbero i famosi 18.000 che avevo detto prima dell'avanzo più gli 8.000 già su quel capitolo. L'ufficio tecnico ha chiesto una spesa maggiore di 11.500 euro. Manutenzione dei fabbricati per 48.000 euro, che è praticamente gran parte del CPI di Vigili del Fuoco per quanto riguarda il palazzetto dello sport. Abbiamo messo 45.000 euro in aggiunta per rimpinguare il capitolo dell'energia, perché come sapete, avrete già letto 100.000 volte ormai sui giornali e anche sulle dichiarazioni di qualcuno,
che purtroppo mese di agosto, settembre e anche ottobre ci sono stati aumenti a kilowattora dell'energia, siamo arrivati attualmente allo 0,35. Eravamo partiti da 0,26, eravamo arrivati a 0,29 e oggi siamo a 0,35, perciò abbiamo dovuto rimpinguare questo capitolo. Adeguamento del fondo dei rischi di spese legali, quello che dicevo prima, 21.856 euro. La famosa IVA split che dicevo prima di minori spese per 100.000 euro. Abbiamo messo minori spese sulle scuole elementari e medie per i trasferimenti 17.000 euro e per le mense scolastiche 18.000 euro. Per quanto riguarda invece l'esercizio 2025 di entrate di posta corrente, si registra una maggiore entrata per il progetto contrasto alle droghe di circa 65.000 euro e si registra una maggiore entrata per un complessivo di servizio anche qui del gas, quello che dicevo prima, di 84.778. Per quanto riguarda le spese di parte corrente sempre 25, come dicevo 65.000 euro assunzione di personale a tempo indeterminato per il progetto droghe, 9.828 euro per interventi per le famiglie e per i minori, 50.000 euro per acquisti da parte del magazzino per l'ambito delle frazioni e 20.000 euro di servizi informatici e telecomunicazione. Per le operazioni non monetarie, perciò le acquisizioni che abbiamo fatto per quanto riguarda il tratto stradale della SS50 dal chilometro 3 al chilometro 480, dove c'è un verbale di consegna dell'ANAS a noi per l'esecuzione della rotatoria dell'aeroporto, c'è un'entrata, che logicamente è un'entrata non monetaria, di 176.180 euro. E in più c'è, con l'acquisizione di terreni e in adempimento alla convenzione urbanistica di Levego, un'altra entrata, sempre non monetaria, di 2.994.000 euro circa. È stato iscritto al bilancio nel 24 il contributo regionale di 91.800 euro per il TPR per acquisto di automezzi ed è stato iscritto al bilancio nel 25 il contributo ministeriale del progetto contrasto alla droga e alcol per l'acquisto di mezzi di trasporto per euro 45.000. Grazie. Grazie. Apro la discussione. Prego chi vuole prenotarsi. Consigliere Livotto, prego. Grazie Presidente, io ho un paio di domande e volevo capire i 26.000 euro per il turismo, che cosa, diciamo, che tipo di spese sono, e poi ho visto che sono stati finanziati con avanzo libero 163.000 euro, di cui appunto trasferimenti alle scuole paritarie, il dote scuola, il trasferimento alle associazioni. Atteso che l'applicazione dell'avanzo libero in parte corrente viene fatta solamente per le spese correnti a carattere non permanente, ne devo dedurre che dal prossimo anno questo tipo di spese non saranno più sostenute? Altri consiglieri che vogliono prenotarsi? Non vedo altri, per cui consigliere Soccal, prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Due considerazioni, uno riguarda la variazione di 45.000 euro per l'energia, sicuramente è una variazione assolutamente necessaria. Il capitolo dell'energia, che è in discussione anche sulla stampa e diciamo tra i cittadini, è sicuramente una questione aperta. La decisione dello spegnimento notturno delle luci è stata assolutamente lungimirante, lo vedremo anche dopo nel bilancio di previsione del 2025, quindi diciamo i numeri parlano chiaro. Il costo dell'energia è sceso nel 2023 rispetto al 2022, sta risalendo e quindi una gestione attenta anche della politica del contenimento delle spese energetiche, tipo lo spegnimento notturno dell'illuminazione pubblica, sicuramente è dolorosa ma va fatta. Altra considerazione, c'è lo stanziamento specifico sul 2025 per quanto riguarda le frazioni. Volevo solo
spendere due parole sulle assemblee frazionali che stanno andando avanti. Noto che c'è veramente tanto interesse da parte dei cittadini. Ringrazio anche i consiglieri sia di maggioranza sia anche di minoranza che vengono alle assemblee e gestiscono questi momenti di incontro con i cittadini. Noto anche con notevole piacere che comunque c'è anche una risposta dei giovani, sia come candidati, sia come diciamo coloro che partecipano appunto alle votazioni. Vuol dire che il progetto capofrazione è sentito, sicuramente avere raggiunto candidati su tutte le frazioni, sinceramente personalmente non me l'aspettavo, quindi è un risultato importante. Credo che questo stanziamento di 50.000 euro sul 2025 e poi dovrà essere riproposto anche negli anni successivi è un primo passo, sicuramente è un segnale che comunque questi capofrazioni sono dei volontari e quindi è fondamentale sottolineare come il volontariato nella nostra città è assolutamente vivo e questa voglia, capacità di mettersi in gioco per la propria frazione sicuramente lo dimostra. Il capofrazione sicuramente è una persona che conosce il territorio ma che dopo dovrà gestire tutta una serie di considerazioni da parte dei propri cittadini e portarli all'attenzione appunto del comune. Sicuramente anche aver identificato in maniera chiara un assessorato che si occuperà appunto delle frazioni. Ringrazio anche l'assessore Dal Ponte sempre presente alle assemblee. Va a evidenziare ancora una volta come diciamo il progetto è molto sentito e sarà assolutamente seguito. Anche solo il tracciamento delle frazioni, il lavoro che è stato fatto dal consigliere Garzotto e il lavoro diciamo amministrativo anche della consigliera Gallon e di tutti coloro che si sono appunto spesi in questo percorso sicuramente sta dando appunto i risultati che sono appunto sotto gli occhi appunto di tutti. Mancano ancora un po' di assemblee, finiremo diciamo a gennaio e poi il progetto frazioni potrà partire nel bilancio, quindi questo si vede e è assolutamente evidente che ogni euro investito appunto sulle frazioni tramite il volontariato avrà un effetto volano, quindi siamo convinti che gli importi sicuramente non elevati che sono messi a bilancio avranno un effetto moltiplicatore per quanto riguarda gli interventi sul territorio. Grazie. Grazie, consigliere Rasera Berna, prego. Sì, sollecitato dall'ultimo intervento, evidentemente fuori tema, visto che qua non si parla delle frazioni dei capifrazione, ma si parla di 50.000 euro che vengono divisi fra 27 frazioni e sono beni di magazzino, quindi quanto sia innovativa questa cosa sul piano del bilancio non si vede. Sulla questione delle frazioni e del coinvolgimento avremo modo di discuterne. Ieri a Salce c'erano 14 persone, ma questo non vuol dire in altri posti ce n'erano di più, ma avremo modo di discuterne. Grazie. Consigliere Bortoluzzi. Ecco, sollecitato dall'ultimo intervento, sarebbe opportuno precisare delle cose, è dai penultimi due interventi, cioè gli unici due interventi effettuati. Il consigliere Socalla ha detto giusto, la differenza rispetto al passato è programmazione, significa che ad esempio questa somma messa a bilancio già ricopre, e lo vedremo poi in tutte le carte anche successive, il periodo 25-27, quindi c'è una volontà dell'amministrazione di credere in questo progetto e soprattutto nel corso d'opera è chiaro che la cifra potrà sicuramente essere riadattata ad eventuali necessità che poi verranno dalle singole frazioni, anche perché non è detto, è chiaro che se uno prende la somma, la divide per le frazioni che avranno il loro capofrazione, potrebbe parere una cifra piccola, però è vero che poi ogni frazione avrà delle necessità differenti, ce ne sono di più grandi, di più piccole, con più e meno necessità. In riferimento poi al numero di partecipazione dei cittadini, è vero, a Salce c'è stata un po' meno partecipazione, ma se andiamo a vedere l'altra decina di assemblee tenute, ne abbiamo avuta una dove addirittura sono venute al voto oltre 100 persone, dove c'è stata la presenza di candidati giovani, più candidati giovani, e è stato molto interessante vedere questa dinamica all'interno di
frazioni e posti del nostro territorio dove magari qualcuno pensa che i giovani non siano attirati o siano addentro a quella che è l'amministrazione della propria città, e invece c'è stata grandissima disponibilità. Quindi diciamo che guardare un bicchierino mezzo vuoto quando c'è un bicchierone pieno mi sembra una visione, diciamo, un po' limitativa di quella che è stata l'operazione frazioni ad oggi, che andrà a concludersi nelle prossime settimane con le ultime assemblee, ma che di fatto è già stata accettata, è già stata, come si può dire, presa dai cittadini come un qualche cosa che è diventata parte, diciamo, del loro interesse amministrativo e politico sul territorio. Consigliere Soccal. Sì, grazie. Non servono sollecitazioni per dire che il capitolo è magazzino, perché vengono investiti dei fondi su delle attrezzature che verranno date ai capofrazioni, che poi gestiranno dei volontari sul territorio. Concetto ribadito sul regolamento, è il concetto ispiratore del capofrazione, quindi per favore andiamo avanti sui numeri e sui temi appunto veri. Il discorso della partecipazione su alcune frazioni può essere basso, ma è evidente che quando c'è un candidato unico sicuramente l'interesse può essere, diciamo, inferiore rispetto a frazioni dove per esempio ci sono più candidati. È chiaro che l'investimento deve essere appunto solo, come dicevo prima, un segnale di partenza, e ribadisco che il progetto capofrazione sarà un successo nonostante le perplessità di qualcuno. Bene, non vedo altri consiglieri per la discussione. Ora, chiusa la discussione, apro se ci sono le repliche per l'assessore, prego. Sì, allora, per quanto riguarda quello che ha detto la consigliera Olivotto, è chiaro che esiste una convenzione per quanto riguarda le scuole paritarie, però la convenzione prevede se ci sono i fondi. Tutti gli anni è sempre stato messo questo fondo alla fine se rimanevano i fondi dal punto di vista dell'avanzo di bilancio. Mentre per quanto riguarda il discorso delle associazioni dei 26.000 euro, sono quelle lì che adesso andranno a bando, le associazioni turismo, sportive, ci sarà un bando e chi parteciperà, e abbiamo messo questi fondi per questo motivo. Grazie. Grazie, allora apro la dichiarazione di voto, chi vuole prenotarsi, prego. Non vedo nessuno che vuole prenotarsi, allora chiudiamo la dichiarazione. Consigliere Olivotto, prego. Ringrazio delle risposte, capisco che l'assessore aveva bisogno di chiudere il bilancio e aveva bisogno di far fronte anche appunto a questa convenzione. Tuttavia, visto che ho sentito parlare di programmazione, questa non è programmazione, perché la programmazione significava rinviare altre spese, perché questo tipo di spese a carattere permanente, soprattutto perché c'è una convenzione, non vanno finanziate con l'avanzo libero di amministrazione. Quindi, a proposito di programmazione, ecco, direi che qua c'è stato un problema. Tra l'altro noto che rimangono solamente 68.000 euro di avanzo libero, quindi insomma avete grattato il fondo del barile. Vabbè, capisco, ripeto, che i bilanci vanno chiusi. Questa variazione di bilancio comunque non troverà il nostro voto favorevole, noi voteremo contrario, soprattutto perché, diciamo, al di là di queste spese meramente tecniche, ci dispiace veder spostate ancora di un altro anno 200.000 euro di piste ciclabili e anche i 20.000 delle fontane, tanto care all'assessore Adamiano, spostati al 2026 e finanziati con alienazioni. Quindi dal punto di vista, diciamo così, di interventi per l'ambiente e per un miglioramento della viabilità a Belluno, un cambiamento proprio di mentalità da questo punto di vista qui, spostare piste ciclabili, non andare avanti con la ciclabilità a Belluno non ci trova d'accordo, per cui il nostro voto sarà contrario. Altre dichiarazioni di voto?
Bene, ora chiusa la dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Apro la votazione. Prego. Chiusa la votazione. Presenti 27, favorevoli 17, contrari 8, astenuti 2, non votanti 0, votanti 25. La proposta è approvata. Passo adesso alla votazione per la immediata eseguibilità. Apro la votazione. Ferro. Chiusa la votazione. Presenti 28, favorevoli 19, contrari 9, astenuti 0, non votanti 0, votanti 28. La proposta di immediata eseguibilità è approvata. Allora adesso passiamo ai successivi punti. Allora, come da decisione della conferenza dei capigruppo in data 18/11, i punti dal 6 al 12 saranno trattati in un'unica discussione. Allora vi do lettura dell'oggetto dei punti all'ordine del giorno dal 6 al 12. Al punto 6, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Al punto 7, aliquota e detrazioni dell'imposta municipale propria, IMU 2025. Al punto 8, verifica quantità e qualità di aree e prefabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, ai sensi delle leggi del 18/4/1962 numero 167, del 22/10/1971 numero 865 e del 5 agosto 1978 numero 457, presa atto non disponibilità aree e prefabbricati. Punto 9, tariffe Palazzo Crepadona, modifica delle tariffe d'ingresso al museo in caso di mostra temporanea e modifiche del regolamento per l'utilizzo delle sale e spazi comunali. Punto 10, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2025-2027. Punto 11, programma triennale opere pubbliche 2025-2027 ed elenco annuale 2025. Punto 12, approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. E poi, ecco, adesso pongo alla vostra attenzione la presentazione da parte della consigliera Bettiol di un ordine del giorno arrivato oltre i termini previsti dal documento approvato nella conferenza di capigruppo. Io direi do al Consiglio la possibilità o meno di ammetterlo. Se c'è qualche consigliere contrario, questo ordine è stato presentato 2 ore fa. No, prima vediamo se è ammissibile. Il problema è che già siamo arrivati oltre i termini, cioè il discorso è proprio un discorso di ammissibilità procedurale, non tanto dell'argomento. Ecco, allora chiedo al Consiglio se qualcuno si oppone alla presentazione, questo ordine del giorno non può essere presentato in quanto è andato oltre i termini di presentazione stabiliti nella conferenza dei capigruppo. Qualcuno si oppone? Se nessuno si oppone, prego consigliere Bortoluzzi. Non ho ben capito la vicenda, diciamo, burocratica. Allora, nella sede di conferenza di capigruppo si era stabilito che gli emendamenti e gli ordini del giorno inerenti ai punti che sarebbero stati discussi in contingentamento sarebbero dovuti essere presentati entro le 10 del giorno precedente. Vi è arrivata la documentazione. Questo ordine del giorno è stato presentato successivamente, per cui è andato oltre
i termini stabiliti da questo documento che è stato votato dalla conferenza dei capigruppo. Ecco, chiedo al Consiglio se nella trasparenza c'è qualche consigliere che si oppone alla presentazione dell'ordine del giorno. Bortoluzzi, prego. Allora, almeno capire di cosa si tratta, perché così è chiaro che è inaccettabile. Io dovrei accettare di discutere di un argomento di cui non so nemmeno il titolo. Allora io non metto in discussione l'argomento. Francamente le modalità lasciano un pochino, ecco così, interdetti. Infatti io quello che sto mettendo in discussione è la modalità di presentazione dell'ordine del giorno, non l'argomento, sto parlando di questo. Allora, se volete, prima presenteremo i punti dell'ordine del giorno con la relazione dei vari assessori, al termine faremo leggere l'ordine del giorno della consigliera Bettiol e dopo si apre la discussione globale su tutti i punti degli ordini del giorno e tutti i punti già inseriti nell'ordine del giorno, e se nessuno, appunto, sto chiedendo adesso, si oppone, verrà messo in discussione anche l'ordine del giorno presentata dalla consigliera Bettiol. La mia domanda ora è solo un fatto procedurale, non è un fatto di argomentazioni, perché era presentata oltre i termini per i quali erano stabiliti nella conferenza dei capigruppo. Ecco, questo è il punto interrogativo che metto alla vostra votazione. Prego, Pistot. Grazie Presidente, buongiorno. Dunque, non sapendo il contenuto dell'argomento e nella previsione anche di affrontare un argomento, non avendo la possibilità di analizzare, di comprendere, ma anche di valutare in maniera opportuna, la nostra opposizione, in questo caso la presentazione oltre il termine, non è collegata assolutamente, perché non so l'argomento, ma è legata al fatto di non essere bravi, capaci di valutare in maniera adeguata un ordine del giorno proposto oltre il termine previsto. Per cui noi di Fratelli d'Italia ci opponiamo giustificando questa motivazione, cioè l'opportunità di analisi adeguata per questo ordine del giorno di cui non siamo assolutamente a conoscenza. Consigliere Bettiol. A me sembra però che anche la procedura che stiamo adottando qua è un po' anomala, perché giustamente il consigliere Bristot dice ma l'ordine del giorno voi lo avete, possiamo fare una copia che sia distribuita a tutti, oltre al fatto che a naso, quindi non l'ho approfondito, forse stasera lo sa più di me, mi chiedo se la conferenza dei capigruppo può modificare una norma del regolamento e prevedere una cosa diversa, quindi io non credo che la conferenza capigruppo possa modificare le norme del regolamento. Comunque distribuiamo il testo dell'ordine del giorno, che è assolutamente neutro, e credo che tutti dovremmo volere quello che chiediamo nell'ordine del giorno, e dopodiché loro valuteranno se metterlo in discussione oppure no. No, non modifica il bilancio, non modifica assolutamente né in entrate, no, non ci sono numeri, non modifica, cioè non tocca i numeri del bilancio, assolutamente. Allora, riguardo all'obiezione, prego, consigliere Serabena, davo semplicemente una risposta alla consigliera Bettiol, prego. Ma allora, mi sembrava che la proposta del Presidente, ancorché non rigorosamente rispettosa del regolamento, però lo fosse quantomeno del buon senso. Quindi relazione degli assessori, presentazione dell'ordine del giorno, che quindi viene portato a conoscenza di tutti, dopodiché si decide se viene aperta la discussione anche sull'ordine del giorno o meno. Se questa è la proposta, io credo che sia assolutamente accettabile, anche perché poi la consigliera Bettiol all'inizio seduta era pronta a presentarlo l'ordine del giorno,
che, se inteso come non correlato a un argomento in discussione, poteva comunque essere messo in discussione su decisione del Consiglio Comunale. Quindi mi pare che in questa occasione il Presidente abbia fatto una proposta di buonsenso, se è quella che ho capito. Allora, mi sembra di capire che prima vogliamo conoscere l'argomento dell'ordine del giorno e dopo decidiamo. Ok. Allora, a questo punto, se la consigliera Bettiol vuole leggere l'ordine del giorno, no, e dopo decidiamo. Come? Ok, Bortoluzzi, prego. Ma considerato che non va a toccare poste del bilancio, perché non può essere presentato correttamente al prossimo Consiglio Comunale, mi chiedo? Beh, evidentemente questa è un'opzione assolutamente per sapere se è valida. collegato o meno. Come si fa nelle solite sedute, uno legge l'ordine del giorno che poi verrà presentato e discusso e votato nel Consiglio Comunale successivo. Allora, io direi, per razionalità, facciamo leggere l'ordine del giorno della consigliera Bettiol e dopo si valuta se ammetterlo o meno nella discussione. Prego, consigliera Bettiol. Premessa. In data 29/11/2024 il Consiglio Comunale di Belluno ha all'ordine del giorno 2 delibere che presentano tra loro una forte correlazione. Con il punto 6, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, modifica regolamento, l'amministrazione propone al Consiglio Comunale di alzare le tariffe dell'addizionale IRPEF, generando così maggiori entrate per circa 300.000 euro nel bilancio di previsione del Comune di Belluno per l'annualità 2025-2027, la cui votazione è prevista al punto numero 12 della stessa seduta del Consiglio. La modifica al regolamento di cui al punto 5 si rende necessaria perché, come ben spiegato nell'allegato B al bilancio di cui al punto 12, il Governo centrale ha effettuato, in occasione delle ultime 2 leggi di bilancio, un taglio lineare che produrrà per il Comune di Belluno minori risorse a disposizione per una cifra di 270.278 euro per il 2025 e di 304.728 euro per il 2026. Tenuto conto del fatto che all'interno del disegno di legge di bilancio 2025 i commi da 1 a 5 dell'articolo 104 definiscono il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, sono tenuti al contributo, seppur in maniera differente, tutti gli enti territoriali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni. La proposta di legge di bilancio in questione, relativo taglio di trasferimenti, non viene applicato indistintamente a tutti gli enti territoriali, ma esistono alcune eccezioni. In particolare, il comma 1 dispone come i singoli comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna siano esclusi dal contributo alla finanza pubblica qualora rispettino anche una sola delle 3 seguenti condizioni: enti in dissesto alla data del 1 gennaio 2025, enti in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1 gennaio 2025, enti che hanno sottoscritto accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 1, comma 572 della legge 30/12/2021 numero 234, oppure ai sensi dell'articolo 43,2 del decreto legislativo 17 maggio 2022 numero 50. L'articolo 110, commi 8 e 9, prevede per l'anno 2025 una riduzione del 25% del turnover per le autorità amministrative indipendenti, nonché per le camere di commercio e per gli enti territoriali con più di 20 dipendenti in servizio. Il comma 10 prevede tale riduzione del 25% del turnover anche per altri soggetti, contemplando alcune specifiche esclusioni. Rilevato che qualora non venisse modificata durante l'iter parlamentare la legge di bilancio 2025, comporterà un cospicuo taglio dei finanziamenti agli enti locali, sulla base del quale il Comune di Belluno
verrebbe privato di euro 88.000 per il 2025 e di euro 177.000 per le annualità 2026 e 27, come indicato in tabella sotto la voce Fondo Spese Spending Review a pagina 23 dell'allegato B al punto 12 del Consiglio odierno, il Comune di Belluno subirebbe inoltre anche la riduzione del 25% del turnover dei dipendenti, valutato che è stato più volte appurato che in termini di costi standard i comuni montani necessitano di risorse aggiuntive da parte dello Stato per mantenere i servizi sul territorio vitali anche al fine di cercare di invertire il fenomeno dello spopolamento. È attualmente al vaglio del Parlamento la cosiddetta legge Montagna, che tra le altre cose andrà a ridefinire puntualmente la classificazione e l'individuazione dei comuni montani. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Belluno chiede che il disegno di legge di bilancio 2025, presentato dal Governo in data 23 ottobre 2024, venga rivisto e modificato durante l'iter parlamentare, in particolare approvando le seguenti modifiche. Inserire al comma 5 dell'articolo 104 della proposta di legge di bilancio l'esenzione dei tagli lineari per tutti gli enti territoriali che sulla base del decreto Montagna in corso di approvazione sono indicati dalla legge come completamente montani. Inserire al comma 9 dell'articolo 110 della proposta di legge di bilancio che gli stessi enti territoriali completamente montani, di cui al punto precedente, vengano equiparati a quelli con meno di 20 dipendenti e vengano quindi esentati dalla riduzione del 25% del turnover del personale. Il presente ordine del giorno venga inviato al senatore De Carlo in qualità di unico rappresentante parlamentare eletto della provincia di Belluno. Vedo adesso il consigliere Rivotto. Sì, grazie Presidente. No, adesso appunto la consigliera ha esposto l'ordine del giorno, siccome io prima l'avevo un attimo visto, era proprio per dire che secondo me sono degli argomenti a beneficio di tutto il Consiglio, a beneficio della nostra città e della nostra provincia, per cui a nostro avviso è un contributo importante alla discussione collegata al bilancio di previsione. Bene, allora adesso abbiamo tutti gli elementi, chiedo al Consiglio se l'ordine del giorno presentato oltre i termini stabiliti dalla riunione di capigruppo può essere ammesso in discussione o meno. Se qualcuno si oppone, è chiaro che non può essere messo in discussione. Chiedo, qualcuno si oppone alla discussione, all'inserimento di questo ordine del giorno? Consigliere Bristot, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, in qualità di vesti capogruppo oggi di Fratelli d'Italia, a maggior ragione adesso ho riconosciuto la complessità tecnica dell'argomento e l'impossibilità di avere le capacità cognitive in questo momento per poter prendere una razionale decisione in merito anche al tecnicismo che è stato introdotto con questo ordine del giorno. Noi ci opponiamo non per i contenuti, ma per l'incapacità di poter razionalizzare in tempi brevi, obiettivamente con capacità cognitiva scibile l'elemento che viene richiesto di valutare oggi. Per cui noi ci opponiamo, però siamo ben propositivi per quanto riguarda la riproposizione del prossimo Consiglio Comunale, perché è fuori del termine. Grazie. Consigliere Bettiol. Allora, io francamente credo che l'argomentazione non sia plausibile, nel senso che non ci sono assolutamente tecnicismi particolari. Noi chiediamo che il Consiglio Comunale tutto chieda semplicemente di esentare i territori totalmente montani dai tagli al turnover e dai tagli lineari che sappiamo bene hanno fatto tutti i governi e che farà anche questo governo, in quanto territori appunto montani. Non è che abbiamo detto esentiamo Belluno perché è Belluno. Guardate che ci sono solo 3 province totalmente montane in Italia: Belluno, Sondrio e Verbania. Quindi praticamente noi stiamo chiedendo dateci una mano, ma anche all'amministrazione, credo, non penso che l'amministrazione voglia avere questi tagli e il blocco del turnover per il 25%. Allora, dateci una mano, considerate che noi
come Sondrio e Verbania siamo totalmente montani e quindi esentateci da questi tagli lineari che sono particolarmente cospicui. Non richiede tecnicismi particolari, consigliere Bristotto, richiede solo questo. Vogliamo che ci riconoscano il fatto che abbiamo questa peculiarità, come pare stiano facendo nell'iter di approvazione della legge montagna, perché scusate, è anche inutile approvare la legge montagna se poi succedono queste cose, ma può darsi anche che sia sfuggito al Parlamento, non è mica che noi pensiamo che è stato fatto in malafede. Quindi facciamo la nostra parte. Facciamo la nostra parte, siamo solo 3 in Italia che la possiamo fare e magari gli altri, magari anche governati dal centrodestra, lo fanno prima di noi. Noi insistiamo per farlo, per chiedere che venga discusso. Naturalmente questi argomenti li potremo chiaramente riportare in discussione, ma non vedo qual è la paura di discuterli direttamente nell'ordine del giorno. Consigliere Bortoluzzi, prego. Grazie. Presidente, è evidente che questo non è neutro, questo è un ordine del giorno legittimo che il PD porta all'attenzione di quest'Aula, ma non è un ordine del giorno neutro. Seconda cosa, eravamo completamente terreno e territorio montano anche un mese fa, 30 giorni fa, 40 giorni fa e 2 mesi fa. Quindi è evidente che la scelta di portare oggi questo ordine del giorno è stata una scelta non neutra e non strettamente collegata alla motivazione di approvazione del bilancio di oggi. Quindi penso che quello che ha detto il collega Bristotto sia assolutamente corretto e ogni tanto è giusto anche rispettare qualche regola di civile convivenza qua all'interno, perché se si porta un ordine del giorno che, ripeto, non contiene solo principi, ma contiene anche riferimenti e valutazioni di tipo legislativo. Ora, chi più chi meno siamo addentro alla materia, però pretendere che venga votato un ordine del giorno del genere senza avere cognizione di causa dei dettagli anche che vi sono all'interno dal punto di vista legale e legislativo, mi sembra francamente pretendere un po' tantino. Non vedo quale sia il problema, visto e considerato che può essere comunque nella sua parte iniziale un'enunciazione di principio, portare questo ordine del giorno nel Consiglio Comunale prossimo venturo. Consigliere Sovilla, prego. Per favore. Sì, grazie Presidente, buongiorno a lei, al Sindaco, assessori, consiglieri tutti e il pubblico che ci sta seguendo a casa e agli eventuali componenti della stampa. Allora, ritengo che il Presidente, anche su suggerimento di qualche consigliere, abbia fatto la scelta opportuna di portare a conoscenza dei consiglieri tutti quale fosse l'argomento su cui verteva questo ordine del giorno che andrà o meno in discussione quest'oggi. Dopo aver ascoltato anche con attenzione sia l'intervento riguardante appunto l'esposizione dell'ordine del giorno che i commenti che si sono susseguiti, devo rilevare che comunque non è un ordine del giorno neutro o comunque ha una connotazione ovviamente politica, su questo non c'è dubbio, ma non tanto perché venga proposto da un esponente del Partito Democratico, ma perché riguarda sì il bilancio che può interessare il Comune di Belluno, ma in maniera molto indiretta. Può interessarlo, ma in maniera indiretta. Oggi stiamo parlando del bilancio relativo al Comune di Belluno in base ai trasferimenti che ci sono e alle spese che il Comune deve sostenere. Allora, da questo punto di vista è vero che Belluno è una provincia particolare come Sondrio e Verbania, su questo non c'è dubbio, ma è anche vero che invece di proporre ordini del giorno che possono favorire sicuramente alcune zone più disagiate da un punto di vista geografico dell'Italia, sarebbe anche interessante che non ci si opponesse a quell'autonomia fiscale e differenziata che è diventata legge dello Stato.
Allora, è vero che i trasferimenti purtroppo presuppongono i tagli lineari. Basta vedere o sentire quello che accade a Treviso, comune notoriamente ricco, guidato dalla Lega, ma non perché sia guidato dalla Lega, ma perché comunque è stato amministrato da un punto di vista economico e sociale sempre con grande attenzione. Lo stesso comune di Treviso, molto ricco, è costretto ad aumentare le tasse per continuare a poter dare quei servizi di grande valore e qualità che i cittadini sono abituati ad avere e che si aspettano di ottenere anche in futuro. Allora, questo purtroppo è un argomento che riguarda tanti comuni italiani, soprattutto quelli virtuosi, oserei dire. E in Veneto, come ho già espresso in un qualche consiglio comunale precedente, tutti i comuni hanno i conti a posto, che siano di destra o di sinistra. È vero che forse la maggior parte sono di centrodestra, ma anche i comuni di sinistra o di centrosinistra sono governati bene. Questo vuol dire che i veneti governano bene, questo è il punto fondamentale, perché i veneti e molte regioni del nord sono attente, hanno un'educazione civica e anche un controllo sociale ed economico dei conti dei propri comuni che permette di avere dei bilanci a posto, cosa che purtroppo non accade in altre regioni d'Italia. Allora, invece di criticare, per carità in maniera legittima, la politica del governo, che è sempre criticabile perché si può sempre fare meglio, bisognerebbe invece approfondire e indagare sulle ragioni per le quali in molte zone d'Italia ci sono degli sprechi enormi. Allora, questo ordine del giorno, quindi concludendo, non tanto per il fatto, ci tengo a dire che sia stato posto forse fuori tempo massimo, ma non è questo, secondo me, l'argomento di discussione fondamentale, perché si può portare un dibattito positivo e, come è stato nelle premesse annunciato, neutro per quanto riguarda il bilancio, secondo noi, secondo la Lega, poteva essere tranquillamente accettato, ma alla luce dell'esposizione e dei contenuti dell'ordine del giorno stesso, come capogruppo della Lega, dico che questo ordine del giorno non va trattato oggi in Consiglio Comunale. Grazie. Allora, il consigliere Viola ha già fatto 2 interventi. No, adesso passo la parola a Raserabena, abbiamo già fatto 2 interventi. Consigliere Raserabena, prego. Molto velocemente. Nessuna scelta è neutra, non siamo qua per fare scelte neutre, perché la politica è fare delle scelte che per definizione significa almeno il fatto di decidere almeno fra 2 ipotesi, quindi nessuna scelta è neutra. Non è neutra la scelta di fare i tagli lineari e non è neutra la scelta di fare una richiesta che questi tagli lineari non interessino i comuni montani. Dopodiché cosa ci sia di ideologico nell'una e nell'altra scelta io non l'ho capito. Da bellunese dico che i comuni montani hanno una particolarità, molte particolarità, per cui per loro e per noi i tagli lineari sono particolarmente ingiusti. Questo è tutto quello di cui stiamo discutendo, non stiamo discutendo di altro. Che questo riguardi il bilancio nostro, lo sapete voi che avete presentato un bilancio preventivo che ha quei tagli, quindi più di questo. Detto questo, passo a quello che era il motivo vero del mio intervento. Sull'ordine del giorno, nel senso di decidere se presentarlo o meno e discuterlo o meno, non si discute, nel senso che il regolamento prevede che ci sia un intervento a favore e uno contrario. Punto. Perché se tutti devono dire la propria sull'ordine del giorno presentato, tanto vale discuterlo. È ovvio. Seconda questione. La conferenza dei capigruppo non decide il contingentamento, lo propone al Consiglio. È il Consiglio che decide, perché la conferenza dei capigruppo non potrebbe, come diceva la consigliera Bettiol, modificare il regolamento. È il Consiglio, che è sempre sovrano, che dice va bene così. Questo per onor del vero. Grazie. Bene, allora l'ordine del giorno non è ammesso alla discussione. Continuiamo i lavori. Come? Ok, allora apriamo la votazione riguardo a chi è consigliere Soccar. Sì, ma aspetta un attimo. Allora, qui stiamo parlando di ammettere o meno un ordine del giorno, per cui adesso
passiamo alle votazioni. Allora, vota sì chi vuole ammettere l'ordine del giorno, chi vuole no, chi si oppone all'ordine del giorno. Apriamo la votazione. Ferro. Chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 12, contrari 15, astenuti 2, non votanti 0, votanti 27. L'ordine del giorno non è ammesso. Andiamo avanti con i lavori. Passiamo adesso alla trattazione secondo la schema del contingentamento dal punto 6 al punto 12. Allora vi faccio un riassunto di come verrà sviluppato la discussione e tutto il lavoro. La presentazione, dunque, le proposte, la presentazione e delibere da parte dei sindaco e degli assessori avranno massimo 80 minuti di tempo. Nel dibattito per i gruppi con massimo per quelli che hanno 3 o più consiglieri avranno massimo 20 minuti nella discussione. Le repliche degli assessori e dei sindaci dal punto 6 al punto 12 avranno massimo 80 minuti, dopodiché ci sarà dichiarazione di voto, anche qui per ogni gruppo massimo 5 minuti, e dopo seguirà le votazioni, votazioni singole per ogni ordine del giorno. Le dichiarazioni di voto verranno effettuate secondo il seguente ordine, partendo dal gruppo con un numero inferiore di consiglieri fino a un numero maggiore di consiglieri, per cui in ordine sarà il Movimento, Forza Italia, Patto per Belluno, Belluno di più, Partito Democratico, Valore Comune, Lega Veneta Salvini, Fratelli d'Italia, Insieme per Belluno, Bene Comune e Belluno al Centro. Ogni capogruppo è responsabile del tempo utilizzato dai consiglieri del proprio gruppo nel dibattito. Ecco, allora io adesso apro i lavori dando voce per la presentazione al sindaco o agli assessori competenti. Prego. Allora, l'assessore Gamba, prego. Sì. Io farò la relazione sul bilancio e su quei temi dei punti di ordine del giorno, e dopo ci saranno i colleghi che faranno i loro interventi. Allora, anche quest'anno siamo riusciti a portare il bilancio di previsione all'approvazione a fine del mese di novembre, per poter dare la possibilità agli uffici di lavorare nel mese di dicembre per tutte le chiusure necessarie per il prossimo bilancio consuntivo. In questo momento voglio ringraziare tutti gli uffici, i servizi che già dal mese di luglio si sono attivati per poter arrivare a questo risultato. Non voglio dimenticare i revisori dei conti che si sono subito messi a disposizione della struttura per arrivare a chiudere entro i termini. Un grazie doveroso. Sempre per la massima trasparenza sono stati sempre coinvolti gli assessori e le varie competenze, e devo per questo ringraziare pure loro del grande supporto che ci ha dato. Il bilancio del Comune è un documento complesso e apparentemente incomprensibile. Vorrei, se mi consentite, di fare un focus in merito alle condizioni che incidono sulle scelte dell'amministrazione, nella convinzione che la trasparenza amministrativa sia il primo presupposto per una cittadinanza libera e informata. Il bilancio è il documento principale di ogni ente. È simile al bilancio di una famiglia, contiene tutte le entrate e le uscite che il Comune prevede di sostenere nell'anno. Le previsioni delle entrate e delle uscite devono eguagliarsi, in modo da raggiungere il pareggio di bilancio che costituisce un obbligo di legge. Il bilancio di previsione definisce la stima delle entrate e delle uscite per il triennio successivo. Le previsioni possono subire modifiche
in relazione al verificarsi di circostanze nuove o imprevedibili che vengono evidenziate nelle variazioni di bilancio. Il bilancio di previsione è il documento con cui il Comune programma l'attività e i servizi che potrà offrire ai cittadini nei 3 anni successivi. Questo sbilancio specifica le entrate e le spese previste e autorizzate sulla base delle necessità e delle priorità individuate dall'amministrazione. Le risorse finanziarie di cui il Comune può disporre sono le entrate correnti e quelle in conto capitale. È importante dire anche che una parte sostanziale del bilancio in entrata sono entrate vincolate e possono essere utilizzate solo per specifiche spese individuate da leggi o da atti amministrativi. La questione delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato destinati alla spesa corrente non è l'unico grattacapo che ci toglie il sonno di notte. Il bilancio 25-27 è caratterizzato ancora una volta dalla eccezionalità della fase storica in cui ci troviamo. Inflazione, caro materiali, aumento costo dei cantieri, prezzo dell'energia, adeguamento degli stipendi dei dipendenti. Più la penalizzazione della vicenda Autovelox, dove i mancati introiti andavano in gran parte per interventi sulla sicurezza stradale. Quindi, se un domani ci saranno meno fondi per sistemare le strade o illuminare un incrocio pericoloso, lo si dovrà anche agli autovelox spenti e perciò all'assenza di fondi derivanti dalle multe che potevano essere investiti. Tutti questi fattori che rendono lo scenario incerto, perciò la conseguenza e la possibilità di fare programmazione e un ragionamento politico in prospettiva purtroppo è molto limitata. A tutto questo si aggiungono le incertezze geopolitiche sempre più complicate, riconducibili ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Le risorse utilizzate dal Comune per la realizzazione delle sue missioni istituzionali provengono dai cittadini e utenti dei servizi comunali, da trasferimenti provenienti a vario titolo dallo Stato, dalla Regione o da altri enti. Prima di parlare delle entrate e delle spese, voglio per massima trasparenza evidenziare, anche se ormai tutti abbondantemente lo sanno, le rimodulazioni di alcuni servizi che il Comune già eroga. Parliamo dell'IRPEF con l'ottica di aiutare i più deboli. Vi faccio un'analisi dicendo che nel 2021, perché è l'ultimo dato che ho purtroppo, ci sono stati circa 29.500 dichiaranti tra dipendenti, autonomi, imprese, società, pensionati e altri. Con l'esenzione a 10.000 euro c'erano circa esenti 6.500 persone esenti. Con l'esenzione a 12.000 euro ci sono 7.500 persone. Questo è un dato per far capire che è vero che c'è stata questa rimodulazione, ma è anche vero che le fasce più deboli sono state agevolate. Trasporto scolastico, a parte quello che esce sui giornali, vorrei anche fare un ragionamento diverso. Allora, gli abbonamenti e soprattutto quello che andremo a modificare erano fermi a una delibera dell'anno 2010 e chiaramente i costi del 2010 del gasolio, dei dipendenti, delle gomme, di tutto quello che è servizio sono ben differenti dai costi del 2024. Quello che leggo sui giornali è che ci sarebbero stati 100.000 euro di entrate. Allora, vi dico una cosa, sul bilancio preventivo 2024 sì, era stato messo a bilancio circa 850.000 euro, visto il fatto che chiaramente avevamo messo gratuitamente le navette
per quanto riguarda i bambini della primaria di Badilette che dovevano recarsi verso la scuola del Parco Città di Bologna. E questo era un costo aggiuntivo che oggi non abbiamo. Leggo anche un maggiore introito di 100.000 euro per quanto riguarda le tariffe. Allora, vi faccio un'analisi semplicissima. Ci sono più o meno nel 2023 220 famiglie che pagano l'abbonamento. L'entrata che ha la società, perché non l'abbiamo noi, la società che gestisce il trasporto scolastico è di circa 60.000 euro. Se aumentiamo la tariffa di 15% sono 9.000 euro. Questo è il gap da 9 a 10, 11.000 euro, questa è la differenza, però dobbiamo dare un segnale che non è possibile che dal 2010 non ci sia stata nessuna modifica di aumento, neanche di rimodulazione di una tariffa, soprattutto degli abbonamenti. Questo perché altrimenti continuiamo ad andare contro quello che è purtroppo il momento storico che ho evidenziato prima. Per quanto riguarda invece la Sportivamente, sempre per massima trasparenza, anche qui c'è una rimodulazione di alcune spese e di alcuni spazi soprattutto all'interno dell'ex Spes Arena, dopo che c'è stata la fine di quel fatidico contratto fatto con Spes Conegliano, perché dovevano essere allineati e dovevano essere messi e rimodulati all'interno di quell'ambito lì. C'è un allineamento anche delle tariffe sulla piscina, viste gli aumenti dell'energia e visti gli aumenti che ci sono, però sono sempre parametrati alle altre piscine che ci sono in provincia di Belluno. Per quanto riguarda la Sersa, così dopo concludo questi dati qui, abbiamo evidenziato due cose. Abbiamo una presenza di circa 30-35 ospiti non residenti ed è chiaro che noi non tocchiamo assolutamente gli ospiti residenti in provincia di Belluno e il comune di Belluno, ma abbiamo chiesto la possibilità di un aumento di 2 euro per gli ospiti attualmente residenti in struttura fuori comune di Belluno e nel momento in cui arriveranno ospiti da fuori comune di Belluno all'interno della struttura verranno chiesti 6 euro al giorno. Questo per modulare la cosa. Adesso vi parlo delle entrate. Abbiamo circa 29 milioni di euro di entrate, quelle che avevamo già praticamente accertate nel 2023, 29 milioni e 7. Abbiamo soprattutto da verificare quelle che sono invece le spese. Perché? Perché abbiamo delle spese che chiaramente hanno avuto degli aumenti ed è il motivo del perché abbiamo dovuto fare alcune modifiche sul bilancio. Costi energetici. Dalla previsione 2024 purtroppo abbiamo riscontrato che la previsione che andremo a impegnare sarà superiore, più o meno, avete visto, noi abbiamo valutato 45.000, auspico che bastino per fine anno, ma siamo intorno ai 60.000 euro di incremento in base alle previsioni. Sappiamo anche che la spesa corrente oggi ci dice che la spesa per abitante è di circa 840 euro, 42 euro per abitante, quando sappiamo che la spesa pro capite per i comuni similari ai nostri arriva a 860 euro, giusto perché così facciamo anche facciamo vedere quelle che sono le modifiche, la simbiosi tra il nostro comune e un comune a noi vicino. Abbiamo le manutenzioni, abbiamo messo in previsione, in base agli impegni 2023, circa 100.000 euro, dovuto mettere 100.000 euro in meno sulla previsione 25, da 1.500.000 a 1.400.000.
Abbiamo inserito sul discorso della pubblica sicurezza, voi sapete che anche lì c'è il tema, come ho detto prima, che avevamo messo a bilancio di previsione inizialmente 1.200.000, attualmente purtroppo abbiamo dovuto mettere 990.000. Totale, è vero che ci sarà dentro anche il progetto droghe e alcol che aumenterà la cifra, però siamo su una diminuzione di circa 210.000 euro. Abbiamo tutti i nostri musei, sale comunali, teatro, scuola musica, che hanno dei costi di gestione e che noi sopportiamo e che avete visto sono paritetici a quelli che sono le previsioni fatte nel 2024. Per quanto riguarda invece il discorso del sociale, ecco qui che ci troviamo ad aver impegnato nel 2023 circa 4 milioni e 7 e oggi abbiamo messo in previsione circa 6 milioni e mezzo. Queste cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo attenendo e cercando di trovare risorse per il sociale, per le manutenzioni, per le spese che purtroppo e le entrate che purtroppo non sono più compatibili con quelle che è il nostro bilancio, e perciò credo che per quanto mi riguarda il fatto di ragionare da buon padre di famiglia è fondamentale, perché per rendere questo bilancio il più possibile veritiero e soprattutto che non ci porti nel 2025 qualche problema dal punto di vista proprio finanziario. Per quanto riguarda, così mi dispiace che non c'è la consigliera Bettiol, volevo dirle alla consigliera Bettiol che io sono stato a Torino all'ANCI. Voi sapete che all'ANCI oggi il presidente dell'ANCI è il sindaco di Napoli. Sappiate benissimo che questo intervento dal punto di vista del discorso della montagna è stato fatto. Sapete anche che l'ANCI c'è un sindaco del PD, l'ha apprezzato. È chiaro che ho la sensazione, come dicevo prima, che la coperta per tutti è corta, perciò stiamo attenti a fare delle affermazioni che dopo non riusciamo a concretizzare. Grazie. Grazie. Allora, Assessore Buttignon, prego. Allora, buongiorno a tutti. Abbraccio in pieno il principio della trasparenza che è stato richiamato dall'assessore collega Paolo Gamba. Ecco, innanzitutto questa nota di aggiornamento ha una caratteristica, che non ci sono cambiamenti significativi del DUP per quanto riguarda soprattutto gli obiettivi strategici. C'è qualche cambiamento dal punto di vista operativo, poi ne parleranno i singoli assessori. Però quello che a me che ho intenzione di illustrare, dare la chiave di lettura che spesso non mi sembra sia colta, per quanto riguarda il percorso che questa amministrazione intende fare. Perché in questo momento? Perché il trascorrere del tempo e l'avanzare dell'azione amministrativa, dopo che sono stati avviati i progetti che hanno assorbito enormi energie mentali, organizzative ed economiche, dal PNR al SISUS non ancora completato, Culture Link eccetera, si va sempre più delineando che cosa vogliamo fare da grandi. Che cosa vogliamo fare da grandi? Noi vogliamo diventare, come accennato in Commissione, una periferia competitiva, che sia capace di invertire quel percorso centrifugo che sta portando giovani, grandi aziende e centri di conoscenza nelle grandi città superstar, capace di affrontare la complessità di un mondo sempre più globalizzato e tecnologico. La sua società si muove con un'assoluta velocità e per intervenire con delle azioni efficaci dobbiamo prendere atto di questi cambiamenti e farli propri senza avere paura di cambiare. Soprattutto devono essere interpretati. Questo ha fatto sorgere l'esigenza di interrogarsi rispetto a questa situazione che si prospetta, interrogarci sul fatto che e verificare che
gli interventi che sono stati inseriti nelle linee guida e nel DUP siano coerenti con questa necessità di cambiamento, questa complessità e questa visione di città. Il fatto che in linea di massima siano stati confermati i percorsi già indicati dal DUP, che hanno subito nel tempo logicamente piccole modifiche, e questi cambiamenti non si ritiene allo Stato debbano essere applicati, la risposta quindi a questo è che le scelte fatte a nostro avviso sono positive rispetto a questo percorso che vogliamo raggiungere, a diventare un territorio che sia appetibile, attraente e che appunto inverta questa tendenza di cui ne sentiamo parlare giornalmente per la crisi demografica, per i cervelli in fuga, eccetera. Quindi Belluno deve diventare protagonista, ma come deve diventare protagonista? Entrando in ecosistemi. Gli ecosistemi servono a creare gruppi di attori che affrontino le sfide sia che riguardino l'economia, si parla adesso di una economia della conoscenza, di un'economia neo-industriale, sia che riguardino la cultura con lo smantellamento o comunque l'ampliamento delle offerte formative, e di questo ne abbiamo preso atto e si stanno creando percorsi virtuosi, parlo dell'università, parlo dell'ITS, parlo dei microcrediti, parlo delle forme ad esempio di nuova informazione, la chiamiamo executive learning, cioè un aggiornamento costante delle conoscenze. Abbiamo appena vinto un bando col GAL, uno dei primi incontri è stato fatto l'altro giorno alla Crepadona, e quindi questo dà un segnale. Lo stesso si parla per i microcrediti, cioè dei corsi molto puntuali e molto specifici. Anche di questo se ne è parlato e se verrà in prospettiva sottoscritto un accordo tra la Fondazione Angelini, di cui il sindaco è presidente, e l'Università di Padova, che è un percorso appunto che riguarda l'aggiornamento e l'ampliamento. Quindi, capito cosa vogliamo fare da grandi, abbiamo scelto dei percorsi con delle linee ben definite che a nostro avviso faranno di questo territorio un territorio destinato ad ampliare la popolazione e anche con delle modalità più moderne, più aperte di vita. Quindi un salto culturale nell'approccio alle problematiche. Abbiamo visto la creazione di reti, coinvolgimento dei cittadini col percorso delle frazioni, ma anche future collaborazioni con i vari stakeholder, sia pubblici che privati. Una città aperta socialmente e culturalmente sarà fondamentale, e questo è in prospettiva l'aggiornamento, la modifica della Fondazione Teatri col proprio statuto, una fondazione che sarà più aperta e più plurale, con l'intervento anche di soggetti privati e di altri comuni. Culture Link, un percorso virtuoso per uno stimolo ai giovani ad essere coinvolti nelle varie attività di formazione e per creare una governance sovracomunale. Abbiamo visto una città che continua l'opera di rigenerazione e recupero degli spazi con grandissima attenzione alle aree verdi. Si parlava prima, l'assessore Olivotto parlava prima di piste ciclabili, col SISUS, la SISUS da adesso in avanti affronterà la terza fase, cioè la fase di messa a terra, di realizzazione delle opere che sono previste nella nostra strategia. Opera fondamentale sarà la sistemazione del viale Fantuzzi con degli interventi di ripavimentazione più aderente. Verrà fatto un intervento sul cimitero seguendo un ecosistema green che c'è stato suggerito, cioè ci siamo avvalsi delle conoscenze di un agronomo proprio per non lasciare al caso o all'estetica gli interventi green, ma farli seguendo una linea ben precisa e competente. Una città che guarda appunto alla sostenibilità, una città inclusiva e attenta ai problemi sociali.
Ecco, questi tutti i punti, a mio avviso, soprattutto dal punto di vista strategico, non puntuale, logicamente, sono già inseriti, la puntualità avviene man mano, abbiamo ad esempio vinto un bando con il centro consorzi, dobbiamo adesso realizzare delle cose, ne abbiamo altri in piedi e quindi però gli obiettivi sia strategici che operativi già indicati seguono questa linea. È auspicabile, confido che questa nuova visione possa essere attuata, stiamo seguendo dei percorsi anche di conoscenza assistiti da un professore del Trinity College che ci sta aiutando a individuare gli elementi, sempre a seguito del bando del GAL, per fare questo percorso. Io qui mi taccio e ecco, per quanto mi riguarda io continuo con la programmazione di bandi che vanno a non una bulimia di bandi, facciamo i bandi a vanvera, facciamo i bandi, tanto per farli, facciamo i bandi per ad esempio trovare fondi per acquisire l'arredo dell'auditorium, bandi per creare questi corsi alternativi, bandi per intervenire anche con la Commissione Pari Opportunità, per intervenire dal punto di vista della equità di genere, abbiamo appena fatto un interreg. Ecco, seguendo proprio questa linea ben definita. La creazione di reti fondamentali, fondamentale l'intervento, una strategia che riguardi anche percorsi di sensibilizzazione sui temi particolarmente attenzionati, quale può essere ad esempio la violenza di genere che purtroppo non vede tregua. Io adesso mi taccio e lascio la parola ai miei colleghi. Grazie. Assessore Roccon, prego. Vabbè, allora passo la parola al Sindaco, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti. Io vorrei fare questo primo intervento su aspetti del bilancio e di problematiche poi andremo a sopperire nell'anno 25. Io ringrazio l'assessore al bilancio, ma tutti anche gli altri assessori e anche consiglieri comunali che hanno degli incarichi per il lavoro fatto in tutti questi 2 anni e mezzo e anche per preparare questo bilancio in visione e prospettiva di dare seguito al nostro mandato, alla nostro DNA che è la visione che abbiamo nel documento unico di approvazione. Il vice sindaco l'ha già detto che è sicuramente buona pratica approvare il bilancio entro l'anno e ormai è il secondo anno che lo facciamo dentro il mese di novembre e quindi credo che sia un bene perché gli uffici riescono a calendarizzare meglio il lavoro e anche per le scadenze fine anno, ma vorrei anche aggiungere che questo ci permette di evitare il vincolo di esercizio che scatterebbe dal 1 gennaio 2025. Poi si parla sempre di proroghe e si va sempre fino ad aprile, però credo che sia una buona pratica e buona prassi avere sempre la possibilità di avere un ente snello e che possa dare seguito al programma, l'attuazione del programma che ha in essere e che ha, insomma, così si è prefissato. Credo che sia, come detto, sicuramente un bilancio realistico e trasparente, qua non c'è nulla su cui entrare, perché l'ha già detto il vice sindaco, ma soprattutto che dà continuità ai servizi. Io ho sentito anche nelle giornate scorse che si tagliano, io credo che questo invece sia assolutamente non corretto, non un messaggio corretto, perché i servizi assolutamente sociale, e sappiamo quanto difficoltà in questo momento il sociale, le manutenzioni, il verde, i cimiteri, tutti hanno toccato con mano quest'anno il salto di qualità e di investimento che abbiamo fatto e vogliamo portarlo avanti. È stato rimodulato ogni economia nel bilancio per essere vicini anche alle famiglie vulnerabili e a tutte quelle aree che hanno bisogno, di risorse per risolvere le problematiche. Voglio ribadire che questo è un bilancio di previsione e credo che se ognuno di voi sa cos'è un bilancio di previsione, è una previsione dell'anno 25 di quello che saranno le spese.
e sicuramente seguirà, come è successo anche gli anni scorsi, un monitoraggio costante del bilancio durante l'anno e poi con le opportune variazioni che questa maggioranza vorrà portare a questo bilancio darà seguito a quei capitoli che durante l'anno evidenzieranno maggiore sofferenza, sempre mantenendo la linea che tutti insieme abbiamo condiviso. Questo lo voglio ribadire perché sembra che sul bilancio di previsioni manchi sempre qualcosa. È un bilancio di previsione. Poi durante l'anno sfido qualsiasi amministrazione che faccia tutto sul bilancio di previsione e poi durante l'anno non faccia più nessuna modifica. Quindi credo che è impossibile questo. Credo che ogni scelta che un'amministrazione fa, sicuramente è stato detto prima, nessuna scelta è neutra, quindi è una scelta ben valutata, ben ponderata, ma sicuramente per perseguire l'obiettivo e quindi il nostro programma a beneficio dei nostri cittadini. Entriamo su due ambiti importanti che sono in difficoltà e quindi avranno le nostre attenzioni per il 25. E ho appena detto il sociale è molto in difficoltà in questo momento, forse più di sempre, le famiglie, i minori e il bilancio, se vedete 25, va a sostenere tutte queste spese ulteriori che sono arrivate, che non possiamo fare finta di non vedere, ma dobbiamo essere vicino a tutte queste voci, quindi il sociale è la priorità e l'abbiamo dimostrato anche in questi anni. Poi il sociale in questo 25 avrà una grande riforma, che sarà una riforma che credo diventi una sfida per tutti quanti perché rappresenta, se la prendiamo per il verso giusto, una grande opportunità. Poi sarà l'assessore al sociale che magari entrerà più approfonditamente in questo evento e parlo dell'ATS. In questi giorni tanto se ne parla, noi siamo comunque sempre in contatto con la Regione, abbiamo portato avanti un lavoro di squadra fino adesso che avrà il suo seguito già in questo mese, poi sentirete le date perché bisogna coinvolgere il territorio e bisogna che il comune capofila vada verso il territorio a informare e formare e costruire questo grande lavoro di squadra perché questi servizi avranno una gestione totalmente diversa e l'obiettivo iniziale è quello sicuramente di dare continuità ai servizi come è stato fatto finora con le deleghe verso l'azienda sanitaria, ma soprattutto dopo anche uno sviluppo e un miglioramento di quello che è. Quindi bisogna creare una struttura assolutamente importante che dia entro il mese di aprile alla Regione un cronoprogramma anche per andare poi a realizzare questo sistema e questo è veramente una cosa che dobbiamo tutti quanti essere convinti che è una grande opportunità. La seconda cosa che mi tocca direttamente, perché anche la mia delega, è il personale. Una parte di questo bilancio sul 25 va sul personale. Perché? Perché il nuovo contratto di lavoro, come sapete tutti sicuramente, porta un implemento di spesa per i comuni. E noi abbiamo anche voluto, fin dal nostro insediamento, essere anche vicino ai nostri dipendenti, motivarli. Quello che si può fare, cercare di, oltre che al dialogo, dimostrare anche cose concrete e quindi mi riferisco a quello che abbiamo già fatto, quindi progressioni verticali oltre che a quelle orizzontali, ma proseguiremo anche per quest'anno e anche per l'anno prossimo, perché sono importanti per i dipendenti vedere una visione di carriera, una visione di crescita, una visione di sensibilità. E vorremmo anche, ne abbiamo già parlato in giunta, perché in questo anno sarà la trattativa per il nuovo contratto di lavoro 25-27, anche se gli altri due non sono ancora definiti, ma questo, ecco, noi vorremmo a favore dei nostri dipendenti istituire anche un fondo welfare e credo che questo vada a beneficio ancora di più dei nostri dipendenti e credo che sia doveroso questo, nonostante il momento difficile che la nostra amministrazione sta vivendo, ma un po' le amministrazioni, un po' di tutta Italia. La poca appetibilità di persone che vogliono entrare in amministrazione. Anche quest'anno non siamo riusciti a sostituire tutti i dipendenti che sono andati in pensione, abbiamo ancora dei bandi aperti per 3 nominativi che per la seconda volta che emaniamo un bando e non riusciamo a avere nessuna manifestazione di interesse. Questo è molto preoccupante perché questo mette in difficoltà le amministrazioni perché non avendo più la disponibilità di risorse interne a fare dei lavori, andare tutto all'esterno abbiamo visto che negli anni non è una buona pratica perché alla fine aumentano le spese, poi il servizio diminuisce perché poi le aziende si riferiscono o
operano attraverso le cooperative e le cose diminuiscono anche di livello. Quindi questo io sono molto preoccupato anche in una visione prospettiva e politica di cosa potrà essere chi gestirà le amministrazioni fra 5, 10, 15 anni. Se questa è la tendenza è molto molto preoccupante. Quindi questa è la difficoltà. Comunque noi sappiamo che attualmente abbiamo 33 persone in meno sul fabbisogno della nostra amministrazione e cerchiamo, ecco, in tutti i modi, anche nel 25 cercheremo di andare a sostituire le cessazioni che ci saranno, saranno 8 nel 25. Io mi fermo qui perché vorrei lasciare spazio anche agli assessori, che è giusto che loro, che li ringrazio nuovamente del lavoro fatto, possano esporre il lavoro. Poi io mi riserverò casomai di entrare sul documento unico di programmazione casomai nelle successivi interventi. Grazie intanto. Grazie. Assessore Roccon, prego. Buongiorno a tutti, anche a chi è in diretta. Allora mi permetto con questo provvedimento, che è collegato all'approvazione del bilancio di previsione per il 2025, viene richiesto di esporre le ricadute nel 2025 degli interventi in essere e le nuove opere inserite quali modifiche al DUP 2025 su 2024. Vorrei in anteprima però ringraziare ovviamente i miei uffici, perché sono davvero, abbiamo delle persone davvero in gamba, a partire dal dirigente e anche dagli altri che stanno seguendo questi 13 lavori che sono in fase di conclusione, poi li elencherò, e gli 11 che abbiamo previsto di mettere in lavorazione nel 2025. È un lavoro immane, la questione burocratica è pregnante perché è un raffronto con i fondi del PNRR e anche con altri fondi con una documentazione davvero imponente, e vi garantisco che stiamo facendo i salti mortali per, come abbiamo fatto finora, di mantenere le date di scadenze che erano previste, ma anche gli impegni di spesa, oltre a quelli aggiunti che anche grazie all'assessore Gamba siamo riusciti a portare a casa, non ultimo per il polisportivo. Vi elenco un po' i lavori, così avete anche un po' le date e lo stato dell'arte, diciamo, di quello che abbiamo qui portato fino a qui e che andranno in scadenza con le ricadute nel 2025-2026. Io parto con l'auditorium, che è un'unione del piazzale, dei parcheggi, dell'area di sosta a nord e la completa accessibilità ai nuovi marciapiedi delimitati dall'illuminazione pubblica a LED completamente nuova e alla segnaletica orizzontale. Il lavoro è eseguito per il 90% e termineremo ovviamente in primavera con la segnaletica orizzontale. Mi preme segnalare che questa è una volontà dell'amministrazione, quella di aver portato gli interventi sul piazzale antistante anziché su quello retroattivo. C'è poi il punto della riqualificazione delle tre vie, importante, di via Crepadoni, Cipro e Ripa, è un intervento da 759.000 euro con la sostituzione della pavimentazione dei sottoservizi, acquedotto, fognature e opere civili per l'illuminazione pubblica, avviato ad aprile 2024 ed è eseguito per l'80% circa. La nuova bacino idrico della Grava, un intervento da 1.850.000 euro che può contenere circa 28.000 metri cubi di acqua, è un servizio all'innevamento artificiale e all'antincendio. I lavori iniziati ad aprile 2024 sono formalmente conclusi in attesa di collaudo e perfezionamento delle procedure di carico dell'acqua. 90% dell'opera è conclusa con un riempimento del bacino e collaudo nel 2025. C'è poi su questo, apro una piccola parentesi, la procedura di caricamento anche col pozzo numero 2 dell'Anta. Non è un'operazione facile, ma siamo arrivati a concludere anche con l'autorità bacino e con GSP un'operazione definitiva in modo che i gestori dell'impianto di innevamento possano andare avanti con tranquillità, ritenendo il periodo della forchetta da novembre a febbraio i mesi pregnanti per questo utilizzo dell'acqua. C'è poi il polo scolastico di Cavazzano, come avete visto tutti, è un intervento da 6.100.000 euro, a cui abbiamo aggiunto l'anno scorso, anzi scusate quest'anno, 920.000 euro di fondi propri per determinare un intervento importante così elevato anche nel costo, con la cantierizzazione dei lavori
iniziati a giugno 2024 e contestualmente avvio delle procedure alla demolizione dei 2 vecchi edifici scolastici. 15% delle opere eseguite, demolizione avvenuta a fine ottobre, termine dei lavori primavera 2026, quindi scavalchiamo anche il 2025. Poi c'è l'intervento dell'edificio dei Vigili del Fuoco, è un intervento a 4.546.000 euro, è iniziato a giugno 2024 con la demolizione dell'ex caserma e il consolidamento dei terreni per l'avvio delle fondazioni della nuova palazzina servizi, opera eseguita per circa un 20%, termine dei lavori estate 2026. La riqualificazione poi del polisportivo di Belluno, in questi giorni ovviamente è sotto gli occhi di tutti, è un intervento a 9.560.000 euro e l'avvio delle procedure complesse di gara integrata. La presentazione del progetto esecutivo all'ATI, che è arrivato leggermente lungo, vincitrice, e la nomina attraverso una gara europea della direzione di cantiere. L'avvio di cantierizzazione è stato consegnato a luglio 2024 e propedeutico che la demolizione è iniziata in questo mese. Termine dei lavori come da cronoprogramma dicembre 2025 marzo 2026, dipende dall'operatività. Ringrazio l'impresa Deon pubblicamente perché ha già, anche in anticipazione di contratto, ordinato tutte, avendo vinto la gara, ordinato tutte le infrastrutture inerenti di prefabbricati inerenti all'esecuzione dell'opera. Attendiamo ovviamente che si anticipino queste scadenze perché è nell'interesse di tutti eseguire le attività sportive che devono esserci. Peraltro l'impianto rimane aperto per le attività, ovviamente entrando dall'altra parte per tutte le altre attività certamente non aperte al pubblico. Sul Parco della Piave e su via Lambioi è un intervento da 5 milioni e 2, avviato a febbraio 2024, si concluderà presumibilmente la primavera 2025. Stiamo lavorando alacremente perché le cose vanno avanti. Abbiamo avuto un po' un rilento con l'impresa, ma siamo riusciti a chiudere un intervento complesso di istituzione dei sottoservizi in via Lambioi, con una nuova pavimentazione e illuminazione pubblica, oltre a un nuovo passaggio pedonale a tunnel nella piana di Lambioi. È un'area ludico-sportiva con un'area sosta camper da 18 piazzole e una piastra servizi correlata. Lavori eseguiti al 35%. Qui abbiamo avuto un contenzioso, un ricorso al TAR anche della proprietà che sta in aderenza all'intervento della piazzola area sosta camper. Le abbiamo, penso e presumo, risolta e andiamo avanti ovviamente con l'operatività. Poi c'è la palazzina del MAS 2, il nuovo intervento da 2 milioni e mezzo, avviato a gennaio 2024, si concluderà nell'estate 2025. Attualmente i lavori sono eseguiti per circa un 35-40% dell'opera. C'è la scuola primaria di Badilette, intervento da oltre 891.000 euro per il consolidamento sismico, si è dovuto intervenire anche nella sostituzione non prevista dell'impiantistica elettrica e termica con un aggravio di costi di tempo. Siamo riusciti comunque a consegnare lo stabile per l'anno scolastico in corso, manca ancora una piccola parte sul tetto che terminerà entro dicembre 2024. Le finiture interne verranno fatte nel corso della festività e quindi consegneremo a gennaio 2025 lo stato di avanzamento del 95%, lo consegneremo completo di tutti gli interventi anche di adeguamento interno. Poi ci sono le bitumature dell'anno 2024, un importo di progetto, lo richiamo qui perché cadrà probabilmente anche nel 2025, è un importo da 600.000 euro più 100.000 euro di ribasso d'asta e quindi 700.000 euro e un'esecuzione di scarifiche e tesure su strade secondarie secondo il programma e l'ammaloramento delle strade che è stato segnalato sia dai cittadini, dai consiglieri comunali e anche ovviamente dai nostri tecnici. Stiamo procedendo su alcune vie, le vie principali interverremo via Coldilana piuttosto che via Agordo e le altre vie più grosse, interverremo probabilmente in primavera proprio perché le temperature non consentono una stesura del manto con queste temperature. C'è poi gli ultimi 2 interventi in corso che sono l'intervento sulla casa di riposo Maria Gaggialante, è un intervento di riqualificazione della spesa energetica, è un intervento che era previsto la sostituzione delle caldaie a condensazione all'interno della Gaggialante. Le direttive del PNRR non prevedevano un intervento simile, il che abbiamo dovuto optare per l'installazione di pensiline
fotovoltaiche per ridurre ovviamente il costo dell'energia elettrica. Per l'efficientamento energetico quindi siamo con un rinnovo del sistema di produzione di calore e di installazione di pannelli fotovoltaici a pensilina. Il lavoro eseguito all'80% andrà in funzione in allaccio, credo, verso il mese di febbraio, e quindi abbiamo una riduzione dal 25 al 30% dei costi energetici della casa di riposo. L'ultimo intervento è l'intervento che abbiamo qui a fianco in Piazza Castello, un intervento da 300.000 euro, è quasi concluso, perché dico quasi nel senso che stiamo mettendo giù i parapetti sulla parte verso sud, poi ci sarà il collaudo e la definitiva chiusura dell'opera a gennaio 2025. Scusate. Gli interventi poi previsti nel corso del 2025 sono 11 e sono in principal modo le frane di via San Francesco e di Borgo Pra, è un importo complessivo di 250.000 euro, e l'avvio dei lavori appaltati è in fase di consegna. Questo lavoro, il termine dei lavori sarà aprile-maggio al massimo di 2025. Il secondo intervento importante è quello del viale del cimitero di Prade, rientra in quei progetti del SISUS, tanto su cui abbiamo lavorato moltissimo sia io che la collega Butignon, ma un po' tutti gli assessori, determinando anche con la Decunwich gli interventi che dovevamo fare, perché la questione è una questione green sostanzialmente, dovremo andare a ridurre l'inquinamento, anche che se ne dica sulla stampa che questo è un comune che non ha verde a sufficienza, noi interveniamo con oltre 2 milioni e 2 con questa volontà, diciamo, di intervenire con la misura 2.7.1 proprio sul green di questa città, per dare ovviamente più agibilità. E quindi è l'importo di 222.000 euro, a cui aggiungiamo anche i 90.000 euro da eseguire insieme al Comune di Santa Giustina, perché sennò Santa Giustina non riusciva a farlo, e la conclusione sarà dentro aprile-maggio 2025. Rifaremo ovviamente il viale del cimitero, che è il primo intervento obbligatorio da fare entro il 2025. Andremo a rendicontazione entro settembre 2025. C'è poi il secondo intervento, sempre ricadente nella riqualificazione del SISUS, è il secondo, il terzo e anche il quarto, li richiamo qui, il viale Fantuzzi, assieme al parco vittime delle foibe. È un intervento di riqualificazione con sostituzione del viale alberato, esecuzione di nuova pedonalizzazione con separazione pedoni e ciclisti, nuovi accessi a pavimentazione drenante. Queste sono le indicazioni. Lavoriamo sul SISUS con le indicazioni che ci dà Avepa e che ci danno anche gli altri soggetti, compresa la Comunità Europea. Ci dice sostanzialmente dovete intervenire con dei paletti ben stretti nel fare le cose, quindi anche pensare che ci sia una ciclabile chiamata tale non è possibile, perché non sarebbe finanziata. Diversamente, se lo fosse, dovrebbe essere finanziata con fondi propri, quindi del Comune, ma riusciremo a trovare la quadra anche nell'aspetto progettuale. È un intervento di 1 milione di euro e eseguiremo l'opera nel corso del 2025. Questa mattina ci siamo incontrati con i progettisti e abbiamo determinato alcune cose importanti. C'è poi l'altro intervento, ancora pochi minuti, avvio della progettazione di 3 interventi ricadenti nella progettazione di SISUS per un importo complessivo di circa 700.000 euro. Qui richiamo il parco della Scuola Verde di Cavarzano, che verrà fatto sempre con questi fondi SISUS, e l'intervento sulla scuola di Badilette con l'area didattico-ludico sportiva, la chiamiamo così perché queste sono le diciture che il SISUS ci permette di fare, ma è un intervento alla scuola di Badilette in cui abbiamo trovato l'accordo con la proprietà dei terreni a fianco per determinare ovviamente spazi di manovra, li chiamo così per non chiamare in altro modo. C'è poi l'intervento in emergenza in via Medil, la famosa via Medil che sembra il cuore di questo comune, con un intervento in emergenza informo ovviamente che abbiamo messo là 70.000 euro pensando di risolvere comunque il problema che non è stato accettato, l'intervento non è stato accettato da chi vi abitava, le 4 persone che vi abitano lì, ha ritenuto che quella non fosse la soluzione finale, ma neanche ci avevamo pensato, tant'è che siamo intervenuti fin da subito nel chiedere dei fondi alla Regione per dare un intervento definitivo sulla frana, non quanto sulla strada, ma sulla frana, cosa che è avvenuta nelle settimane scorse. La Regione ci ha dato questi 155.000 euro, siamo in fase di progettazione anche in accordo con i geologi, perché la zona è talmente delicata, visto che interessa anche un bacino scolante a servizio
delle opere di presa che è GSP appena sotto, e quindi non è una questione che si risolve in un zac e tac come qualcuno pensava fosse, no? Poi arrivo alla progettazione e intervento di via Col Cavalier, sono 255.000 euro, si presume di eseguire l'intervento nella primavera 2025. Abbiamo preso mano un vecchio progetto che la passata amministrazione aveva in piedi, ma in realtà è decaduto perché la parte che interessa era fuori da questo progetto, quindi estendiamo ovviamente l'intervento anche sul resto. C'è poi la revisione della progettazione del marciapiede di via Meassa, tanto discussa, sono 350.000 euro, e volte a mettere in sicurezza pedoni e ciclisti nella via di intenso traffico veicolare. Il progetto è in fase di gara per l'aggiudicazione e avvio dei lavori nella primavera del 2025. Vado di corsa presentando la ristrutturazione del palazzo Migliorini, quel palazzo dove abbiamo gli uffici tecnici noi. Interveniamo con 130.000 euro dei fondi statali per l'accessibilità, completa accessibilità del palazzo, cosa che adesso non è fattibile, installando ovviamente l'ascensore. I lavori sono iniziati questa settimana, termineranno a febbraio presumibilmente. Poi c'è l'intervento di messa in sicurezza della strada della Val Medon, sono 30.000 euro che abbiamo chiesto alla Regione per sistemare ovviamente questa strada che porta non a una residenziabilità ma a un aspetto importante del nostro territorio. Uno degli ultimi interventi è l'intervento al teatro Dino Buzzati, sono 772.000 euro che lo Stato ci ha finanziato grazie ai buoni uffici che questa amministrazione ha. Ringrazio il senatore De Carlo che si è speso moltissimo per questa questione, e stiamo valutando aspetti tecnici anche in accordo con la sovrintendenza, perché sostituire non solo le sedute ma anche un intervento all'interno anche per l'impianto di riscaldamento non sono cose da poco. Metteremo ovviamente in agibilità anche il palcoscenico alla disabilità, e quindi questo credo che sia un intervento molto richiesto e soprattutto accessibilità. Sì. Poi l'ultimo richiamo il ponte delle Erte in Nevegal. Lavoro sistematico dell'assessore De Cunovic con gli uffici della Regione, ha portato a casa 280.000 euro finanziati dalla Regione Veneto appunto per 200.000 e 80.000 di fondi propri. È un intervento che va a sostituire il ponte delle Erte, che non ha una stabilità, cioè ce l'ha la stabilità ma non sopporta i carichi pesanti, neppure il gatto delle nevi. Sostituiremo questo ponte in ferro, la gara è stata espletata e si eseguirà appena le temperature lo permettono, quindi ha vinto un'azienda di Treviso sostanzialmente. Il totale di questi interventi che vi ho elencato, scusandomi per la lunghezza, ma per fortuna siamo lunghi su queste cose visto che stiamo lavorando, sono circa 39.460.000 euro. Capisco che sono tanti, capisco che è un'eredità che abbiamo anche ricevuto dalla passata amministrazione, ma l'eredità non vuol dire, si poteva anche fare a meno di accettare un'eredità, no? Si può anche fare questo, ma abbiamo ritenuto che insieme a quegli interventi e agli interventi che abbiamo voluto mettere in campo noi, uno su tutti, la fontana di Piazza Martiri, siano gli elementi che ci contraddistingueranno da qui ai prossimi 2 anni. Approfitto per avere la parola, arrivando anche alle cose delle opere pubbliche. E quello che faremo, oltre a quello che vi abbiamo indicato, richiamando ovviamente i 772.000 euro dell'intervento sul teatro Dino Buzzati, ci sono i 235.000 euro di finanziamento dei terzi per la viabilità di Col Cavalier, i 297.000 euro, 573,60 per le nuove piantumazioni col primo intervento del SISUS, il 1 milione di euro per Viale Fantuzzi e i 155.000 euro, come dicevo, di Via Medil, oltre ai 700.000 naturalmente delle infrastrutture verdi per il Belluno dei Parchi e l'ex Scuola Verde. Il totale porta a 3.160.000. Faccio una piccola chiosa a una questione che sta girando in questi giorni di un post di un ex assessore pensionato, assessore del Comune di Belluno, in cui dice che la via Gresalla a 250.000 euro di intervento è sì finanziata, ma è finanziata con opere di alienazione, quindi non è un intervento che andiamo a pensare direttamente. Via Gresalla, comunico a tutti, ma chi era presente nella precedente amministrazione sa bene che sono 24 anni che questa strada
attende un intervento, mi auguro che insomma si possa vedere la fine di un intervento su una strada che è assolutamente molto trafficata e che adesso non passa un'auto. Ritenere che questo intervento sia a favore di un assessore di questo comune credo sia anche difetti di intelligenza di chi ha fatto l'assessore prima di me, no? Però viva Dio, non posso discutere di questa intelligenza, se ne occuperanno altri su queste affermazioni che sono talmente gravi da non tenerle neanche in considerazione. Io ho finito, se ci sono interventi sono a disposizione per... Grazie. Assessore Dal Ponte, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri tutti. Io farò una brevissima carrellata di alcune attività che stiamo proseguendo per addentrarmi poi in quello che ha prima evidenziato il Sindaco parlando dell'ambito territoriale sociale. Allora noi proseguiremo con le attività legate alle categorie fragili e mi riferisco alla popolazione anziana, con un altro finanziamento che abbiamo portato a casa per il terzo anno di 20.000 euro legato alle truffe agli anziani. Poi abbiamo implementato molto e continueremo a farlo sulle attività dei servizi alla persona, mi riguarda quindi ad esempio il progetto ROSES, i migranti, i carcerati, abbiamo effettuato alcune attività, in particolar modo adesso partirà il progetto, no, dove alcuni carcerati faranno attività di volontariato presso le aree comunali, lavorando in alcune giornate e anche presso la Sersa. Poi stiamo continuando con i lavori di pubblica utilità e lo faremo anche nel 2025 e poi anche per le attività di recupero di messi alla prova. Andiamo avanti con le attività che riguarderanno il supporto alla famiglia qualora le famiglie in alcune situazioni lo richiedano. Vado al di fuori del piano povertà, ma di situazioni che potrebbero essere emergenti, come è avvenuto lo scorso anno durante il periodo della chiusura della scuola di Badilette. Abbiamo dato il supporto nella gestione degli accessi verso la transizione verso il Parco Città di Bologna. Poi manterremo le altre attività su quello che è la parte insomma legata alle famiglie fragili e anche alle persone in disagio sociale e rischio di esclusione sociale, no? Verificando anche l'ISEE, la quota ISEE. E andremo avanti con quello che è ulteriormente la marginalizzazione delle situazioni individuali e familiari connotate alla grave indigenza e alla vulnerabilità sociale. Questo è un tema estremamente importante che stiamo seguendo e non solo questo, ma anche con i progetti inclusivi. Vado ora a quello che ritengo sia un po' la riforma importantissima del sociale. Quando siamo arrivati con la giunta De Pellegrini nel luglio del 2022, la prima riunione che ho fatto in Regione l'ho fatta proprio perché ero stato convocato per l'ambito territoriale sociale, cosa che si sentiva parlare già da molto tempo, ma che non era niente di concreto. In questi 2 anni abbiamo riflettuto molto, però facendoci delle idee, facendoci dei percorsi, però senza avere delle basi solide. Con il 2024, ad aprile, è stata approvata la legge regionale, la 9 del 2024, che parla di questi ambiti territoriali sociali. Quindi ci sarà una grandissima trasformazione di quello che è la struttura sociale attuale, data in gestione in questo momento ai comuni, perché il sociale è dei comuni, però quando c'è stata la grande riforma sanitaria, forse per me la più bella riforma sanitaria, la 833 del 78, negli anni 80 questa trasformazione ha fatto sì che in Regione Veneto ci fosse, oltre alla trasformazione sanitaria, anche l'inclusione del sistema sociale, no? E abbiamo creato quelle che noi chiamiamo aziende unità locali sociosanitarie, inglobando delle attività all'interno di queste aziende.
come attraverso delle deleghe facoltative che i comuni potevano dare all'azienda sanitaria oppure delle deleghe obbligatorie che i comuni obbligatoriamente dovevano dare. Questo sistema però è avvenuto in Veneto, mentre nelle altre regioni d'Italia hanno proceduto ad attivare un altro sistema. Ora dobbiamo anche noi adeguarci a quello che è il nuovo futuro e orizzonte del sistema sociale. Quindi la nostra mappatura in provincia di Belluno ci saranno 2 ATS, uno importante che vede in questo momento capofila il comune di Belluno con 46 comuni, quindi tutta l'area agordina, tutta l'area del Cadore e tutta l'area bellunese, e un altro ambito che è quello feltrino, capofila il comune di Feltre con 14 comuni. A seguito della normativa sono usciti anche i decreti attuativi che ci permettono di fare dei ragionamenti su questa attività che sarà il futuro. Questi decreti attuativi sono 6, danno delle indicazioni precise e specifiche che ci agevolano nel nostro percorso. La mappatura all'interno di questi 46 comuni è alquanto frastagliata, perché il comune di Belluno ha mantenuto in essere le attività sociali, altri le hanno delegate all'azienda sanitaria, altri le hanno delegate alle unioni montane, altri ancora a altri enti che si sono poi implementati nel tempo. E quindi le nostre 3 aree, Bellunese, Agordino e Cadore, hanno realtà diverse, ma dovranno confluire tutte all'interno di questo ambito, altrimenti sarà un contenitore vuoto. Noi dobbiamo attivare questo ambito territoriale sociale entro aprile 2026. Come possiamo vederla questa cosa? Io la vedo come una sfida importante attraverso la quale dovremo erogare prestazioni su tutti i 46 comuni in maniera uniforme, in maniera omogenea, dando dei servizi. Non sarà sicuramente una cosa semplice, ma questo dovremo fare. E dovremo anche ampliare il contenitore, portando all'interno di questo ambito territoriale sociale quelle che con il tempo e con gli adeguati passi sono state date in maniera obbligatoria all'azienda sanitaria. Posso fare un esempio per tutti, il SIL ad esempio, il Servizio Integrazione Lavorativa, ma non solo, anche il SIS e così via. Penso che questo ambito possa avere anche delle grandi opportunità, e faccio un altro semplice esempio. All'interno del piano di zona io mi occupo per tutti i comuni della provincia, di quella che è la giustizia riparativa. La giustizia riparativa è una cosa estremamente importante, che ha delle ricadute e avrà delle ricadute sul sistema sociale importantissime. Quindi anche di queste attività dovrà, secondo me, occuparsene l'ambito. E non per ultimo cito un finanziamento che abbiamo ricevuto di 350.000 euro ministeriale che andremo a attivare nel 2025 circa l'abbassamento degli incidenti stradali dovuti all'alcol e alle droghe, all'uso di questi. Quindi abbiamo già aperto un'interlocuzione, avendo ancora prima di ricevere il finanziamento, c'è stata una sottoscrizione da parte del sindaco De Pellegrin e del direttore generale, non solo, per questa attività comune che dovrà essere implementata nel corso del 25 e per dare seguito a questo abbassamento degli incidenti. Quindi sarà un'attività preventiva, ma sarà anche un'attività informativa, un'attività formativa e anche educativa nei confronti delle giovani generazioni, ma non solo. Tornando a quello che è l'ambito territoriale sociale, dicevo, è una sfida che noi non possiamo permetterci di lasciare da nessuna parte, che il comune di Belluno, per la convenzione che è in essere, ne è capofila e dovrà traghettare in maniera coordinata e con il consenso degli altri 45 comuni che ne fanno parte questa nuova avventura.
È come se noi creassimo, per semplificare le cose, un'altra azienda sanitaria, però che invece che chiamarsi azienda sanitaria si chiamerà azienda del sociale, ambito territoriale sociale. Non possiamo vivere questa cosa, sicuramente ci saranno titubanze e anche paure, ma non possiamo fare questo. Dobbiamo viverla bene come è stata vissuta negli anni '80 l'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria è stata vissuta bene, è stata implementata, ha dato un servizio migliore, passando da quello che non era una equa distribuzione di servizi sanitari nei confronti di tutti i cittadini, ma con l'articolo 32 della Costituzione è stato appianato questo problema e questa cosa dovremo anche appianarla all'interno dei 46 comuni. Ecco, io lascio spazio anche ai colleghi in modo che tutti possano intervenire e dire la loro. Comunque sono a disposizione per eventuali domande. Grazie, Assessore Rivotto. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Cercherò di essere rapida e di riassumere un po' quello che volevo dire, anche in relazione al fatto che abbiamo 15 minuti, ci sono ancora dei colleghi che devono parlare. Allora, per quanto riguarda intanto politiche educative, noi abbiamo voluto molto spostare l'asticella dalla parte a favore dei servizi e in particolare voglio citare tra le tante cose di cui parlerò adesso, faccio il riassunto come dicevo prima, l'attivazione già da quest'anno scolastico della mensa alle Gabelli che ne era priva, quindi c'è stata questa attivazione per quanto riguarda circa 160 bambini per un rientro settimanale. È una mensa di nuova istituzione che quindi ha comportato l'acquisto di attrezzature, una predisposizione del piano, del personale e tutto. Ancora dal punto di vista delle mense, voglio ricordare la mensa che verrà messa tutti i giorni presso la scuola primaria di Borgo Piave a sostegno dell'attivazione del tempo pieno, che ovviamente dipenderà anche dall'ufficio scolastico e dalla scuola con cui siamo ovviamente però d'accordo su questa operazione. Quindi tempo pieno a Borgo Piave, poi continueranno le attività educative anche con il contributo degli altri assessorati, in particolare vorrei segnalare a partire da febbraio anche le visite dei bambini a Palazzo Rosso per un progetto di educazione civica che verrà comunque così gestito internamente all'assessorato. E ancora ci sono grandi novità, importanti novità per il tavolo della dispersione scolastica, di cui sono referente politica, la nostra psicologa del comune è referente tecnica. Stiamo partecipando in questi giorni a un bando con il GAL, a un progetto Interreg. Ancora ci saranno attivate quest'anno le procedure sia dal punto di vista dell'edificio, quindi interventi tecnici, sia dal punto di vista delle procedure di accreditamento per l'ampliamento dell'asilo di Levego. Ricordo l'istituzione della sede decentrata dell'Università di Verona con il corso di laurea in informatica, l'insediamento dell'ITS Academy per quanto riguarda l'Occhiale, quindi iniziative che renderanno Belluno una vera città universitaria con tutte le ricadute in termini di valore pubblico che riguardano sia i giovani, la vivacità culturale, la creazione di opportunità e anche il trasferimento delle tecnologie, e sto veramente cercando di riassumere. Ancora il punto anagrafe di Castion, è sbagliato pensare che sia un ufficio anagrafe decentrato, l'abbiamo già spiegato, ma un punto di accoglienza per i cittadini con una volontaria che io voglio comunque ringraziare, che è appositamente formata, potrà assisterli nello scaricare certificati anagrafici, quelli che possono essere scaricati online, ma anche nella prenotazione degli appuntamenti con la carta d'identità o con lo SPID, ma anche per l'accesso al digitale, per incrementare le competenze digitali dei cittadini, proprio magari assistendo nella creazione di questi dello SPID. E ancora, salto qualche passaggio, per quanto riguarda anche i sistemi informatici, vogliamo garantire l'accesso ai dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione e Residenza da parte di tutti gli uffici demografici in modo da snellire l'attività degli uffici e diminuire i passaggi, i duplicati di lavoro e di interventi da un ufficio all'altro. Ancora stiamo lavorando all'adesione all'Anagrafe Nazionale dello Stato Civile, una piattaforma digitale che consente ai comuni di gestire in modo elettronico gli atti di Stato civile, arrivando così alla smaterializzazione dello Stato civile con vantaggi in termini burocratici, riduzione dei costi, eccetera, eccetera. In questi giorni stiamo aderendo a una nuova misura, un nuovo avviso PNRR, misura 1.2,
il nuovo avviso per l'abilitazione del cloud, ancora per quanto riguarda i servizi informatici, che mira a supportare le pubbliche amministrazioni nel trasferimento dei propri sistemi, dati e applicazioni verso servizi di cloud qualificati con il beneficio di avere strutture digitali più sicure, efficienti e scalabili, migliorando in ultima analisi il servizio ai cittadini. Ancora per i giovani l'attività si svolge molto sul tavolo giovani, per il quale stiamo per i giovani anche monitorando bandi, anche per arrivare all'individuazione e alla creazione di un luogo di incontro, anche in collaborazione con la collega Buttignon. Ci sarebbero ancora tante altre cose da dire, ma i minuti sono pochi, quindi vi saluto. Grazie. Allora, avete ancora 10 minuti, 12 minuti. Assessore Luciani, prego. Cercherò di essere sintetico. Intanto buongiorno a tutti. Appunto nella spiegazione dei membri di giunta aspetta anche a me dire qualcosa e pensavo fosse doveroso intervenire. Ecco, quindi come assessorato al turismo e agli eventi in questi 2 anni e mezzo abbiamo portato avanti quella che è stata un'attività che vuole essere rivolta in più direzioni, un'attività che, come ho detto in più di un'occasione, non ha voluto lasciare indietro nessuno. L'ho ripetuto in diverse manifestazioni, l'ho ripetuto anche nell'inaugurazione della presentazione di questo Natale 2024, che come sapete sarà un progetto di ampio respiro e che avrà una visione triennale. La visione che abbiamo voluto dare all'attività turistica delle manifestazioni dell'amministrazione comunale di Belluno è quella di una Belluno aperta e dinamica, con un potenziamento chiaro dell'offerta in termini di eventi sia qualitativi che partecipativi, insomma non lasciando indietro chiaramente anche quell'occhio di riguardo nei confronti della destagionalizzazione dell'offerta turistica specifica, per andare a intercettare quanti più settori possono essere quelli che i nostri visitatori e quanti fruiscono della nostra città per turismo. Sono numerose le manifestazioni che abbiamo portato avanti, consolidate e nuove. Faccio appunto una rassegna, ma appunto sono tante quelle che dimenticherò. Penso alla collaborazione che questa amministrazione porta avanti tutti gli anni con Ascom, Centro Storico Commercianti, per il Festival Città del Legno, piuttosto che l'inaugurazione del Sport Business Forum. Però appunto sono tante altre, quelle in collaborazione con gli altri assessorati, il Belluno Foto Festival, la Pedonata Mascherata, insomma eventi che si spaziano in diversi mesi, stagioni e caratteristiche e identità che coinvolgono la nostra cittadinanza. Poi ci sono chiaramente gli eventi o spot che avvengono una volta sola, come può essere magari il Land Rover Experience che ha coinvolto il Nevegal, perché appunto il nostro obiettivo è quello di guardare un turismo a 360 gradi che coinvolga appunto città, Nevegal, frazioni e tutto il territorio. Personalmente un accenno particolare però vorrei fare anche all'attività portata avanti in questi anni sul tema dell'Altavia numero 1, principale veicolo turistico da un punto di vista di arrivi in città nel periodo estivo. Questa amministrazione può fregiarsi dell'aver riaperto la ferrata Asperti con un contributo frutto anche di quanto lasciatoci dall'amministrazione precedente, ma è innegabile che questa amministrazione in questi anni abbia investito sulle ferrate e lo stiamo facendo ancora con i costi del progetto di bypass per la ferrata Marmo che speriamo di andare a concludere nel 2025. Un'attenzione quindi per le altavie e per il rifugio Settimo Alpini, perché crediamo fortemente in quello che è il turismo che arriva dall'Altavia numero 1. Ecco, io mi riavvicino alla conclusione per non rubare ulteriore tempo ai colleghi che vedo aver prenotato dopo di me, volendo fare un focus però preciso sul Natale, perché ci tengo a chiarire, si leggono tante cose sui giornali, ma penso che in questo Consiglio Comunale si sia detto spesso qualcosa, ma non tutto. Questa amministrazione è riuscita con 50.000 euro a farne fruttare 400.000 di investimento. Non è per togliere i meriti a nessuno, anzi vanno ringraziati i privati, ma credo che questa amministrazione abbia seminato un humus, insomma un terreno fertile sul quale i privati, con i quali abbiamo saputo far rete, le associazioni di categoria, Assindustria, commercianti, Confartigianato, e riusciremo a dare una visione unita di un Natale ancora più grande e ancora più bello. Ecco, diceva Gianni Rodari, lo metteva in bocca allo Zampognaro, se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Io faccio una battuta riprendendo queste parole, dico che questa operazione di un bando triennale di cui abbiamo intrapreso con l'investimento di 50.000
euro per il 2024, 25 e 26 è un progetto lungimirante che permette a noi e a chi collabora con noi di seminare qualcosa che sicuramente avrà frutto nel futuro. Grazie. Professor Mazzoccoli, avete 10 minuti ancora. Allora, buongiorno a tutti, io cercherò di essere breve e sintetica. Per quanto riguarda sport e tempo libero, le linee programmatiche generali sono rimaste sostanzialmente invariate, diciamo lo scheletro è quello, semplicemente alcune aree verranno maggiormente esplose. Verranno messe a terra iniziative che saranno sempre in un'ottica di inclusione e cura della salute psicofisica dei cittadini e iniziative dal valore educativo, creando occasioni di pratica sportiva per la cittadinanza che siano anche importanti momenti di aggregazione e socializzazione, non trascurando il percorso già intrapreso e che deve continuare con eventi e iniziative che prestino attenzione all'inclusione, all'integrazione tra i popoli, alle problematiche giovanili e alle pari opportunità, vista anche la recente sottoscrizione della Carta Etica dello Sport Femminile, presentata preventivamente anche alla Commissione Pari Opportunità, che segue anche un po' in scia la Carta Etica regionale dello sport sottoscritta dalla precedente amministrazione. Si continuerà sulla buona via dei rapporti e collaborazione con associazioni e società sportive, promuovendo le collaborazioni. Si è rinforzato e si continuerà ancora l'asse con il CONI, Sport e Salute, il Comitato Paralimpico, federazioni e enti di promozione come ICS, XN, ENDAS, Libertas, con i quali si continuerà ad offrire agli addetti al settore dei momenti formativi, ma soprattutto continuerà increscendo la collaborazione con Fondazione Cortina e Fondazione Cortina Milano. Si è intensificato e si proseguirà anche sull'asse delle collaborazioni con l'ufficio scolastico provinciale, settore educazione fisica, con cui sono in fase di programmazione iniziative e attività per il 2025. Verranno portate avanti sicuramente quelle iniziative che abbiamo aperto in questi 2 anni o rispolverato in questi 2 anni con i Marangoni, Mondialito, Yoga al Parco, Partite del Sorriso e Playdog, ma il focus principale e sicuramente più corposo sarà quello dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Entro i primi mesi del 2025 verrà proposto un cartellone di iniziative ed eventi in collaborazione tra assessorati ma anche tra comuni limitrofi, per conferire un'area più olimpica alla città. Nell'arco di poche settimane inizierà quello che si chiama il city dressing, ovvero posizionamento di striscioni, bandiere, drappi sui palazzi o su ponti, cavalcavia, insomma, che con grafiche ufficiali e autorizzate relative ai giochi olimpici con loghi e mascotte, ma tutto materiale che ci accompagnerà fino a febbraio del 2026. Sono in via di definizione alcuni accordi con alcuni istituti superiori della città che lavoreranno ognuno nel proprio settore a dei progetti specifici con i ragazzi legati alle Olimpiadi. Si è ottenuto un primo step per richiedere le installazioni in città di Spectaculars e Agitos. È un iter complesso, è iniziato, ci stiamo lavorando, siamo ottimisti sul buon esito, poiché, per chi non lo sapesse, queste installazioni sono previste da regolamento una per provincia e quindi nella provincia di Belluno chiaramente le ha Cortina. Noi abbiamo ottenuto una sorta di deroga, ecco, mi mancava la parola, quindi proseguiamo su questa strada che, ripeto, non è facile e vede vari step. Verranno organizzati incontri per le scuole e per la cittadinanza, per ripercorrere la storia delle Olimpiadi, ma soprattutto per la divulgazione alle nuove generazioni, non solo della storia dello sport, ma i valori che le Olimpiadi portano con loro: amicizia, fair play, lealtà, solidarietà, impegno, rispetto, coraggio, miglioramento di sé, uguaglianza e pace. Incontri per le scuole che vedranno anche la collaborazione dell'ufficio scolastico, col quale, ripeto, abbiamo trovato un'intesa molto forte, ma anche associazioni che già si occupano di attività sportive per persone portatrici di disabilità. Faccio un nome: la Special Olympics. Non ultimo il progetto Erasmus K2 Vet, di cui il Comune è partner insieme a una società sportiva della provincia di Treviso, un partner spagnolo e uno portoghese, che prevede un corso di formazione su piattaforma web che sta
partendo in questi giorni, entro fine anno, e continuerà nei primi mesi del 2025 e vedrà la conclusione con un convegno finale legato a Olimpiadi e inclusione. Ecco, queste sono sicuramente, diciamo, le cose che andremo a sviluppare. Diciamo, come detto prima, il focus principale resteranno le Olimpiadi e quindi ci si muoverà a 360 gradi intorno a questa tematica. Penso di essere stata sufficientemente veloce, vero? Bene. Grazie. Assessore Damiano, 5 minuti. Assessore Damiano, 5 minuti. Dopo termine. Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti, e permettetemi fin da subito di ringraziare i miei collaboratori per questi 2 anni e mezzo di mandato in cui, a stretto contatto col sottoscritto, hanno sviluppato tante politiche di natura culturale e securitaria. Faccio 4 brevissime premesse. La prima: la coperta è sempre corta e ci sono sempre e comunque delle contingenze storiche che incidono nelle scelte della politica amministrativa a tutti i livelli. Non è un alibi, non cerchiamo naturalmente scuse, ma certo è che 2 guerre alle porte di casa hanno inciso anche nell'ambito del bilancio del Comune di Belluno. Seconda considerazione: la politica è naturalmente sempre e comunque fatta di scelte e di priorità. Poc'anzi il signor Sindaco ha detto che la priorità in questo momento storico da parte dell'amministrazione comunale di Belluno è nei confronti, non solo, ma è un'assoluta priorità, nei confronti del sociale. E mi rivolgo in particolare in questo caso a chi ha avuto nella passata consigliatura responsabilità di governo, perché con onestà intellettuale vorrà considerare quello che sempre il signor Sindaco ha affermato, cioè che questo è un bilancio di previsione, non è cristallizzato e iperimmutabile, è modificabile in corso d'opera, quindi quello che oggi noi esponiamo sono delle linee di indirizzo che poi nel corso dell'anno che verrà possono essere, sia dal punto di vista politico-amministrativo che economico, modificate. Questo è bene tenerlo ottimamente in considerazione. Terza e penultima considerazione preliminare: quanto io andrò a dire nell'ambito dei miei 2 referati è fondamentalmente in linea con quanto esposto nel DUP fin dall'inizio del nostro insediamento, quindi non ci saranno delle modifiche di carattere sostanziale. Quarta e ultima affermazione: come è stato detto, ci sono dei temi, dei progetti, delle iniziative che non sono di competenza esclusiva di un assessorato o di un altro, tale per cui c'è una progettualità interconnessa, e su questo poi concretamente e specificatamente tornerò. Cultura. La ratio fondamentale è quella da sempre e nel prossimo scorcio di consigliatura di averla aperta e plurale. In tal senso, e qui faccio un paragone tra quello che è stato e soprattutto quello che sarà, ma non si può prescindere dall'analisi di quello che sarà da quello che è stato fatto. Molto si dice dell'esigenza condivisibile di avere delle mostre di un certo rilievo e di un certo respiro in città. Ecco, io segnalo che è in cantiere da parte dell'amministrazione e specificatamente dall'assessorato che ho l'onore di rappresentare almeno la realizzazione di 3 mostre nel prossimo anno. Faccio fede della considerazione, peraltro guardando soltanto un secondo al passato, che nel 2 anni e mezzo, dal 2022 al 2024, sono state organizzate dalla parlante amministrazione 12 mostre, praticamente 4 all'anno, una ogni 3 mesi, in diversi luoghi della città, permettendo cioè quindi di ammirare non soltanto la mostra in sé, ma i luoghi, i contenitori bellissimi che la nostra città ha per fortuna a disposizione. Seconda considerazione, lo ha detto poc'anzi il collega Roccon, è imminente la riapertura dell'auditorium, che non è soltanto un contenitore, un immobile, è soprattutto un elemento funzionale alla cultura, clamorosamente e gravemente chiuso dal 2012. Penso per esempio alla sede storica del Circolo Culturale Bellunese, che qui tra le tantissime associazioni che operano in ambito culturale in città voglio ringraziare insieme a tutte le altre naturalmente, e sappiamo che il 90% dello stadio di avanzamento dei lavori è stato raggiunto, quindi siamo prossimi, si spera per l'anno che verrà, appunto alla riapertura e all'utilizzo costante e massiccio di questo contenitore non solo a livello di impiego musicale. Daremo seguito nell'anno che verrà all'intitolazione già formalizzata del museo ora denominato
denominato ancora Fulcis, ora in futuro Sebastiano Ricci, perché crediamo che questo non sia un tipo di operazione soltanto simbolica, ma sia un volano di richiamo a livello pubblico. È imminente, tra l'altro lo preannuncio, ma lo analizzeremo nelle sedi deputate, la costituzione del comitato scientifico, con apporti accademici che daranno sicuramente dei contributi per la implementazione dell'offerta qualitativa e quantitativa del museo. Segnalo, e questo è più di metodo che di merito, ma ovviamente risvolti di merito, i rapporti ottimi, proficui, costanti tra il Comune e l'assessorato nello specifico, con tanti enti pubblici, vicini e anche lontani, e con il cosiddetto mondo accademico, con tutte le istituzioni culturali. Questo è importantissimo, realizzare ponti, relazioni e quindi collaborazioni. Penso fra gli altri, ma non solo, alla Fondazione Cini per quanto riguarda l'attuale mostra ospitata al Museo Sebastiano Ricci alias Fulcis, oppure all'Università di Padova. L'uso intenso, Presidente, qualche secondo in più posso? Uso intenso della Crepadona, finalmente aperta dopo 5 anni. Segnalo che in queste poche settimane di riapertura sono circa 120 le persone che vi accedono, e segnalo altresì un evento tra i tantissimi, il 25 novembre, pienone per una conferenza di carattere culturale sul tema della violenza di donne. Il punto 9 all'attenzione del Consiglio oggi riguarda le tariffe, perché vanno regolamentate le forme di utilizzo della sede della Crepadona. Ha detto poc'anzi il collega Roccon sul rifacimento degli interni del teatro Buzzati, denominato Buzzati grazie all'iniziativa di questa amministrazione, suppelletti interne vecchie e vetuste dal 1991, e in questo senso abbiamo fatto, nella prospettiva di poter realizzare questo intervento nell'anno che verrà, plurimi sopralluoghi con tecnici e con la sovrintendenza, e stiamo assistendo alla relazione del progetto di fattibilità, a seguire poi una conferenza dei servizi. È stato detto anche che è intenzione dell'amministrazione e c'è in essere la rivisitazione dello statuto della Fondazione Teatri delle Dolomiti. Chiudo perché la sintesi è necessaria, qualche brevissima parola in tema di sicurezza. Anche qui la ratio è quella della prevenzione e della educazione, pur credendo chi parla anche nella funzione della repressione. In tal senso, in un'ottica educativa e preventiva, ribadiremo per la terza edizione quest'anno le lezioni di educazione civica nelle scuole, tra i ragazzi, per i ragazzi e con tutte le forze dell'ordine che da sempre si sono dimostrate collaborative e disponibili in quest'ottica di cultura del rispetto e di riconoscimento dei diritti e dei doveri, soprattutto nei confronti delle giovani e giovanissime generazioni. Ha accennato qui al solito alla interconnessione. Ho finito, Presidente. Progetto di contrasto alle droghe e all'alcol con una spesa di cui al punto 5 poc'anzi approvato di almeno 65.000 euro. Il progetto nei confronti del contrasto alle truffe agli anziani, che andrà con 20.000 euro anche alla terza edizione quest'anno, con grande successo e riscontro di pubblico. Un maggiore presidio del territorio grazie alla Polizia Locale, che io personalmente ringrazio, che finalmente è dotata di strumenti di autodifesa che loro stessi chiedevano, perché la tutela dei lavoratori non è appannaggio di una parte soltanto, dovrebbe essere considerata un elemento assolutamente trasversale, ma evidentemente così non è. Ultimo, un rapporto ottimo, proficuo, collaborativo nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, che è il presidio, come noto, a tutela dell'ordine pubblico non solo in città ma anche in provincia, e su questo io credo di poter dire che possiamo vantarci di una ottima sinergia con tutti gli operatori delle forze dell'ordine a tutti i livelli. Grazie Presidente. Grazie. Allora direi di aprire la discussione secondo la tempistica che ho descritto prima. Chi vuole mettersi in lista, ecco, consigliere Costa, prego. Grazie Presidente. Allora, alcune considerazioni, alcune domande. All'assessore Gamba, rimodulazione delle tariffe, è giusta, è sbagliata, è sicuramente difficile la situazione, ma da parte nostra c'è la volontà di sottolineare quello che è ormai diventata un'abitudine, cioè negli ultimi 3 anni aumentate sia le tasse che le tariffe. Saranno i cittadini a dirci se le cose vanno bene così oppure meno. L'assessore Buttignon, mi è rimasta impressa una frase: vogliamo diventare una periferia competitiva.
a me non piace molto, si mette subito in una posizione gerarchicamente di inferiorità. Va invece bene il lavoro che state facendo sul SISUS di Viale Fantuzzi, ma anche per quanto riguarda, a me sta a cuore, insomma, il parcheggio di Badilet, un parcheggio che non si può definire parcheggio, perché se no non si può fare, ma insomma va bene che venga fatta quest'area per gli studenti. Per quanto riguarda l'assessore Roccon, io ho seguito alcuni lavori, ci siamo anche visti magari nei cantieri. Per quanto riguarda per esempio il piazzale Nevegal, ho una domanda: sono previsti degli stalli a pagamento quando sarà ultimata l'opera? E per quanto riguarda il polisportivo, mi dispiace che siano partiti così tardi i lavori, perché non hanno permesso quella che poteva essere una ciliegina sulla torta, cioè la 50ª edizione della gara di San Martino, ma insomma è andata così. Via Medil, che siano 4, che siano 10, i cittadini hanno tutti i diritti di poter accedere alle proprie case. Se avete previsto altri 150.000 euro per sistemare la strada, evidentemente quel lavoro fatto prima non era sufficiente per garantire la possibilità, il passaggio normale ai cittadini, che non credo abbiano scelto di non percorrerla, probabilmente era impercorribile. Poi, dal Ponte è vero, c'è una sfida difficile e importante per quanto riguarda l'ambito territoriale e sociale. La invito a relazionare spesso, magari in commissione, in maniera che anche noi ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, visto che lei può farci un attimo da tramite, lo diceva prima, anche con i comuni di tutta la provincia, quindi mi sembra più che giusto, non per una difficoltà, ma per cercare di capire il prima possibile quello che sta succedendo. Infine, sempre a Roccone dico grazie di aver accettato questa eredità. Nella chiosa finale diceva l'eredità può anche essere non accettata, solitamente non si accetta quando ci sono dei debiti, ma evidentemente quelli che c'erano prima hanno lavorato bene e hanno lasciato tante cose da fare che pian piano state portando a termine, mi fa piacere, ma era una eredità cospicua che vi permette ancora lungimiranza nel tempo. Spero che anche voi la siate altrettanto. Grazie. Grazie. Consigliere Nicolini. No, mi è scappato. Consigliere Bettiol. Allora, prendiamo atto da questa manovra che purtroppo assistiamo ad aumenti di tasse, imposte e tariffe anche quest'anno e anche di una certa entità. Quindi quello che però ci lascia allibiti, perché ovviamente sappiamo che governare è difficile, che le risorse sono quelle che sono, ma quello che ci lascia allibiti, che ci porterà sicuramente a votare contro questa manovra, è il fatto che non solo è difficile governare ed è difficile reperire risorse, ma che il Comune, come ha dimostrato prima, non accettando di discutere, non dico di votare, di discutere l'ordine del giorno collegato, non intende fare la sua parte per evitare di dover fare questo. Allora, che, ripeto, le risorse siano poche lo sappiamo, ma che noi e voi che governate questa città avete l'obbligo di percorrere tutte le strade per evitare di aumentare le imposte, le tasse, le tariffe, in un momento di gravissima difficoltà economica. Andate a vedere le immagini che girano oggi sui social delle manifestazioni di piazza per lo sciopero generale e guardate che purtroppo, dico io, da molti anni i lavoratori non votano PD, votano Lega e Fratelli d'Italia e si stanno stufando, perché dire in campagna elettorale paroni in casa nostra, basta le mani nelle tasche degli italiani, è comodo, ma le mani le state mettendo pesantemente, soprattutto nelle tasche dei più deboli, perché vedi Valentina, è facile parlare in campagna elettorale, ma bisogna essere conseguenti, ma soprattutto bisogna sapere che qui noi siamo eletti per difendere il nostro territorio, per difendere i nostri cittadini, non siamo la direzione di un partito, siamo rappresentanti dei nostri cittadini.
ok? E guardate che non bisogna avere paura. Io quando ero in provincia ho fatto votare ordini del giorno contro il governo Prodi per difendere questo territorio, perché non ho mai avuto paura di dover andare alla direzione del PD a dire abbiamo messo in difficoltà il governo, e magari ce li hanno pure accettati, ci hanno anche detto grazie, perché a Roma sono un po' meno sprovveduti, dico, di quanto si è dimostrato stamattina, perché se possono evitano di andare contro i territori, se poi non possono ovviamente non lo fanno. Voi mi dite non discutiamo oggi di questa cosa, ma come non discutiamo oggi? Il bilancio lo portate oggi quando devo discutere, quando discutiamo di tutt'altre cose, lo discuteremo quando la finanziaria sarà approvata. Oltretutto l'iter della finanziaria che è in corso è una dialettica fra destra e sinistra. Alcuni emendamenti della sinistra sono stati accolti dalla destra, altri della destra all'epoca dalla sinistra, quando servono per il bene comune. Perché voglio pensare che ancora la gente governi per il bene comune, non per piantare bandiere di qua e di là, perché guardate che la gente non è stupida. Alla fine, se sono solo bandiere di carta, le spazza via un soffio di vento, e lo si vede, no? I partiti passano dal 4, tranne alcuni per fortuna, che più di tanto, ecco, dal 4 al 30, dal 30 al 4 e via dicendo. Allora, io trovo che non si possa, un consiglio comunale, una maggioranza, non può andare dai cittadini e dire io ti chiedo a chiunque dei cittadini, neanche alle fasce più alte, che sono ben ristrette, ti chiedo un aumento delle tasse se non faccio niente per evitarlo. Per l'aumento dell'IRPEF porta nelle casse del comune esattamente quel taglio che il governo ha fatto, e non perché lo dico io, e neanche perché lo dice il PD, ma perché l'avete detto voi nell'allegato al bilancio, documento 12 che ci avete mandato. Non sono dati nostri quelli, sono dati che hanno scritto i vostri uffici. Allora, io non so qui dentro di voi quanti li hanno letti, però penso pochi, perché penso che siano numeri assolutamente indiscutibili. Ed è ancora più paradossale questa cosa qui per il fatto che si è parlato e si continua a parlare del provvedimento sulla montagna. Quel provvedimento della montagna che il senatore De Carlo sta presentando un po' più palesemente, un po' meno palesemente a seconda delle critiche che ha, senza alcun dibattito peraltro, in tutta la provincia. Ma quel provvedimento lì è una bufala, perché non mette neanche un euro di soldi in più, prende i soldi per la montagna dal fondo per la montagna istituito dal governo Draghi. Ok? Allora noi siamo qui per chiedere conto di questo, a prescindere da chi è il manovratore nazionale. Oggi è la Meloni, anni fa era Letta, poi Renzi, ma ripeto, noi siamo qua per altri motivi, per fare gli interessi dei cittadini bellunesi, e voi non li state facendo, e vi siete anche rifiutati di discutere come potevamo provare a farli, tutti insieme, tutti uniti, alzando la voce di questo territorio, a prescindere da chi governa, perché ripeto, tu non mi puoi considerare zona disagiata a parole, sbanderando il provvedimento montagna, e poi però nei fatti fai queste cose qui. Non lo puoi fare, perché prendi in giro i cittadini, ok? Ecco, e credo che questo sia comprensibile a tutti, che non ci fosse nessun tecnicismo da affrontare nell'ordine del giorno, a parte che le carte le avete avute anche voi e avevate il dovere di conoscere i dati. Ecco, quindi non c'era, ma comunque non c'è nessun tecnicismo, si voleva solo dire tenete conto che noi siamo territorio tutto montano, lo dice Manfredi, Paolo Gamba, lo dice Manfredi, Manfredi è un sindaco del PD molto bravo, è grave però che il sindaco di Napoli del Partito Democratico si occupi della montagna quando la Lega del Veneto e di Belluno non si occupa della montagna, alla faccia del detto Paroni in casa nostra, ma Paroni in casa nostra del che? Se deve essere il sindaco di Napoli che si occupa di noi. Mi sembra una cosa assurda quella che ho sentito dire in questo Consiglio Comunale. È presidente dell'ANCI ma è sindaco di Napoli, non può avere una sensibilità maggiore della nostra sul tema della montagna, non può, perché questo è assolutamente inaccettabile. E chiudo dicendo, non possiamo, come ho detto, non possiamo sentire
che si parla di si sbandiera il provvedimento della montagna da parte di un rappresentante governativo, il cui governo taglia 1,5 milioni nel 2025 e 1,7 milioni nel 2026 ai comuni bellunesi, 736 euro nel 2025 alla provincia, 932.456 nel 2026. Belluno un taglio di 270.278 nel 2025 e 304.728 nel 2022. Per questi dati, e perché voi non volete fare nulla per evitare di aumentare le imposte, il nostro sarà sempre a queste condizioni un voto negativo, non per propaganda, ma perché riteniamo che la maggioranza non ha fatto e non sta facendo il suo dovere. Grazie. Allora, consigliere Pingitore, prego. Di nuovo buongiorno a tutti. Io, dopo queste polemiche e attacchi democratici, io volevo sensibilizzare in qualità anche come Presidente della Terza Commissione. Parliamo in questi giorni di povertà sociale, quindi io prego Assessore Dal Ponte di memorizzare tutto quello che sto dicendo adesso. In questi giorni, il Sindaco lo sa, è stato il primo a essere stato avvisato, perché tutti ci lamentiamo di tasse, povertà, ricchezza. Non è giusto che una pagina di un giornale locale mette in primo risalto uno spreco ineccepibile. Io in 41 anni che abito a Belluno mai è successa una cosa del genere, mi sono pure confrontato con gli amici del banco alimentare e mi hanno detto no, devi parlare, non puoi chiudere gli occhi. In piena città, sotto la telecamera che abbiamo in Piazza Duomo, una giornalista che si firma LM, che io so e ringrazio della sua sensibilità, conosco lei personalmente e penso che non abbia chiuso gli occhi, abbia fatto questo articolo. Io non amo il francese, lo dico in italiano. Un mazzo di filoni di pane è stato abbandonato sull'umido, quindi un insulto a chi veramente alla fine del mese non ha il pane per vivere. Io mi scuso, signor Sindaco, mi scuso se denuncio pienamente queste cose, ma sono stato sollecitato, ho scritto anche a un mio amico sacerdote, ci lamentiamo di una città povera, ma anche oggi sul giornale vedo che siamo la quarta città per la sanità. Io voglio prendere la parola di Zaia, i pessimisti non fanno mai carriera, e io, siccome sono un eterno ottimista, io volevo iniziare prima di fare delle chiacchiere per quanto riguarda il bilancio preventivo, che concordo di quello che è stato detto dalla Giunta, che in corso d'opera sarà sempre modificato. Però non è giusto. Io prego l'assessore Marco Dal Ponte, che vedo che prendiamo, di sensibilizzare. Io non penso che sia stato un carrozziere, un muratore aver buttato questi 14 filoni in pieno centro al Duomo. Io la prego, sensibilizzare. Qua abbiamo un grande ristoratore, non penso che lui butterebbe 14 filoni di pane, quindi un giornale locale a prima pagina è una cosa che non possiamo chiudere gli occhi, di scrivere alle persone addette che l'hanno fatto. Io mi accerterò in qualità anche di Presidente della Polizia, della Commissione che si parla di Polizia Locale, quindi l'assessore alla sicurezza lo sa, di accertarmi chi è stato questo aver buttato questi 14 pani che si poteva fare a Pancarré, si poteva distribuire prima che venisse seccato ai frati mussoi, come si fa sempre quando rimane qualcosa. E io mi scuso ancora con tutto il Consiglio Comunale, ma è una cosa giusta da ribadire, perché città splendente come Belluno, in pieno centro, non deve succedere una cosa del genere, almeno la dignità di coprirlo, e neanche. Quindi io vi ringrazio ancora. Secondo punto, in 2 anni e mezzo, io 27 anni che siedo in questo Consiglio Comunale, penso che nessuna amministrazione abbia mai aperto 13 cantieri importanti, al di là di qualche architetto polemico su certe scuole che non sa che sono prefabbricate dai tempi del Vaionte. Quindi avere una scuola di sana pianta a Belluno, avere un campo sportivo in questi, mi auguro, entro il 2026 non ci sarà stata mai nessuna amministrazione, se no, mi ricordava il collega Perale, le 12 scuole di Zanone e basta. Quindi senza
prendere bandierine o farsi dei complimenti, un'amministrazione da record in 2 anni e mezzo con varie polemiche che si possono stare, e poi è naturale che noi abbiamo ereditato, io mi rivolgo alla Donatella, delle strade dissestate da 15 anni, la famosa via Cappellari. Allora, siccome rientra nelle manutenzioni di consolidate, la Giunta non penso che chiude gli occhi anche su queste cose, però sono dei momenti difficili e sicuramente sarà manutenzionata anche quella strada. Si stanno facendo dei lavori in San Pietrine per dimostrare che l'amministrazione non pensa solo alle grandi opere, però i miracoli in 2 anni e mezzo non si possono fare. Io non faccio l'avvocato di questa Giunta, principalmente, anzi, oggi voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale, perché è sempre quello che viene chiamato in qualsiasi momento, e quindi anche l'opposizione, malgrado i vari tipi di ruoli di lavoro, sempre presente anche nelle commissioni, ringrazio ancora, quindi è sempre, nessuno ringrazia il Consiglio Comunale, io invece lo voglio ringraziare. E poi per la prima volta, giusto, visto che voi avete ringraziato i vostri assessori di riferimento, io ringrazio l'assessore di riferimento Luciani, che per la prima volta in 40 anni vediamo fare tutto in Piazza dei Martiri, e quindi anche il ghiaccio, così nessuno protesterà chi va a messa per quant'altro. Io non mi dilungo più di tanto, perché devo lasciare anche lo spazio agli altri. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie, non vedo altri consiglieri iscritti alla discussione. Consigliere Balcon, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. L'approvazione del bilancio di previsione è il momento clou per un'amministrazione comunale. Ovviamente bisogna fare i conti con la realtà. La coperta, ho sentito dire prima, è sempre corta, sempre più corta, e quindi bisogna fare conto su quella, ma bisogna fare conto anche su un'altra cosa: le necessità, le utilità e le priorità. Questi sono 2 elementi importanti, 3 elementi importanti, non 2. Allora, cosa diciamo? Il bilancio di previsione dovrebbe essere la leva motrice per lo sviluppo e per il benessere della città. Per città intendo dire non il centro storico, intendo dire la città stessa, le periferie e anche le frazioni, tutte con pari dignità, tutte con pari dignità. Tempo dietro, in quest'Aula, quando si c'era la discussione sul bilancio di previsione, qualcuno diceva è il libro dei sogni, qualcun altro diceva come contrattare è aria fritta. Io opto per la prima parte, per il libro dei sogni. Ovviamente, in genere i sogni sono sogni, non è tutto oro ciò che luccica, però è auspicabile che i sogni diventino realtà. Purtroppo bisogna sempre avere il condizionale e la prudenza d'obbligo. Il Comune deve gestire secondo il buon padre di famiglia, proprio per i motivi che dicevo prima, e questo è importante. Ovviamente ci sono sempre incidenti, controversie, qualcosa che va dietro l'angolo, che va di traverso. Leggevo di uno studioso che si occupa di onirica, il quale scriveva: se al mattino al risveglio guardi la finestra, il sogno svanisce, anche la memoria. Grazie. Grazie. Consigliere Cassola, 2 minuti di tempo. Sì, grazie Presidente, sarò velocissimo, qualche domanda soltanto. Allora, si aumentano magari tasse e tariffe, no? Perché si dice da tanto che non sono state ritoccate. Io volevo sapere le aliquote ISEE da quanti anni non sono state ritoccate, perché si hanno degli sconti in base alle aliquote ISEE che andrebbero aggiornate anche quelle, tanto quanto i costi, no? Faccio anche presente che il costo della mensa scolastica a Belluno è il più alto di tutto il Veneto e che le nostre aliquote massime sotto le quali si comincia a avere riduzione sono sui 15-16 mila euro di ISEE, mentre per esempio a Bologna sono scaglionate fino a 35 mila euro.
Poi volevo chiedere all'assessore Dal Ponte, la nostra futura ATS ha già scelto la forma dell'azienda speciale consortile o sta ancora valutando la convenzione dei quali i comuni capoluogo possono ancora usufruire? Se è già stato deciso, quando? E chiedo, come ha già chiesto l'assessore Mirko Costa, di essere più coinvolti come commissioni. Un'altra domanda: il Comune di Belluno ha speso 80.000 euro per lo studio della mobilità, no? Quali interventi sulla mobilità? L'assessore Gamba non ha detto nulla di conseguente. La mobilità si porta dietro il trasporto pubblico locale, cioè quale miglioramento su questo trasporto pubblico? Poi assessore Roccon, che non ha evitato neanche questa volta di fare dell'ironia su via Medil, prendendo in giro le 4 persone che non possono accedere alle loro abitazioni. L'ho visto nel piano delle opere pubbliche, non l'ho visto nel bilancio. Volevo sapere dove sono a bilancio i 150.000 euro. Infine, ultima domanda: droghe e alcol, è un importo dato all'ATS o al Comune di Belluno direttamente? E se possiamo anche di questo parlarne in commissione. Grazie. Grazie. Non vedo altri consiglieri in lista. Consigliere Olivotto, prego. Sì, Presidente, ma la consigliera Cassol mi ha sollecitato una riflessione a proposito di adeguare i valori, no? Perché per essere soggetti considerati fiscalmente a carico siamo ancora fermi ai 5 milioni e mezzo del 1986. Allora magari al senatore De Carlo non parliamo magari delle questioni del turnover piuttosto che di tagli lineari, magari diciamogli se riescono in questa legislatura ad adeguare almeno quel valore là, dai, perché dopo 40 anni penso che si potrebbe anche fare. Al di là di questo, e tornando sulla questione del bilancio e del DUP, ho sentito parlare di ecosistema della cultura, quindi insomma quindi espressioni anche molto elevate. Andando nel concreto, io sono un po' preoccupata per quello che ho letto sul giornale rispetto alla chiusura del Museo Fulcis, dovuto alla questione della rottura dell'impianto di riscaldamento, quindi volevo capire quando riaprirà, perché sappiamo che c'è anche in corso la mostra che prima ha ricordato l'assessora Damiano di Boito Eleonora Duse, mostra organizzata, assessore, dal Circolo Cultura e Stampa e non dal suo assessorato. Poi per quanto riguarda il discorso delle opere pubbliche, sì, bene, tutto l'elenco che ha fatto l'assessore Roccon, appunto si ringrazia anche magari dell'eredità che si è ricevuta. Anch'io mi associo a quanto è stato chiesto prima, cioè vorrei sapere anche magari le progettazioni in corso per il futuro, ma al di là di questo non è questa la mia domanda. La mia domanda è: vorrei sapere quanto costa, visto che si è parlato dell'accesso al Pozzo 2 dell'Anta, se si sa quanto costa riempire il bacino della Grava. E poi volevo sapere, forse questo è della competenza dell'assessore Gamba, se sono stati stipulati i contratti di affitto dei terreni del demanio sciabile che sono di proprietà del Comune di Belluno. Sempre per quanto riguarda il museo, so che è un tema diciamo difficile, spinoso, complicato. Volevo sapere, siccome è inserito nel DUP, volevo sapere se c'è stato qualche passo avanti rispetto all'acquisizione ancora del pezzo di via Carrera, quindi del Camerino Ricci, se c'è stato fatto qualche passo avanti. So che non è un tema facile. Poi sullo sport ho letto nel DUP che saranno organizzati grandi eventi sportivi. Vorrei sapere quali intanto sono questi grandi eventi sportivi, che naturalmente non possono essere le Olimpiadi perché a Belluno non si fanno le gare, quindi vorrei sapere quali sono questi grandi eventi sportivi e quando si terranno, cioè al di là degli striscioni, insomma spero che si parli di grandi eventi, spero che non siano gli striscioni che sono stati descritti prima. Poi è vero che è un bilancio di previsione, quindi verrà diciamo
variato durante l'anno in base alle risorse che saranno disponibili. Tuttavia mi soffermo su 2 capitoli, missione 6, programma 2 giovani, solamente 100.000 euro. Allora, anch'io sono stata colpita dal progetto droga-alcol e sono molto contenta che si vada, diciamo, a toccare questi argomenti, che si vadano a sensibilizzare giovani e anche meno giovani, mi permetto di dire, di evitare chiaramente l'utilizzo di sostanze stupefacenti, di limitare i consumi di alcol. Adesso ci sono anche, tra l'altro, queste riforme al codice della strada, per cui bisogna fare molta attenzione anche da questo punto di vista qua, e bisogna fare cultura in questo senso. Quindi bene questo progetto, però ripeto, le 100.000 euro messe sul programma giovani, mi auguro che l'amministrazione vada ad incrementare queste risorse, perché abbiamo visto anche dagli ultimi, diciamo, sondaggi che c'è un cosiddetto disagio, ma è molto più che un disagio giovanile, con pensieri di morte, autolesionismo, eccetera. Quindi c'è un problema che veramente è pesante e importante nella nostra società. Ugualmente anche sulla questione degli anziani, perché nel programma 3, quindi anziani, vedo che mancano circa 2 milioni di euro rispetto a quanto alla spesa raggiunta nel 2024. Quindi anche quella è una fascia da attenzionare, anche perché c'è questo progressivo invecchiamento della popolazione. E quindi ecco, richiamo l'attenzione dell'amministrazione su questi aspetti qui. Per quanto riguarda la questione degli anziani, mi dispiace che siano state ritoccate ulteriormente le tariffe della SERSA, come erano già state ritoccate, aumentate gli anni scorsi. Poi si parla di problemi sociali. Attenzione, perché noi possiamo anche alzare le tariffe, però poi se queste tariffe non possono essere pagate, il problema mi ritorna indietro come problema sociale. Quindi richiamo l'attenzione da questo punto di vista qui. Basta per ora, mi fermo qua. Volevo chiedere sul Natale. Allora, sul Natale benissimo l'organizzazione, mi dispiace solo che l'amministrazione abbia pubblicato un bando molto generico, cioè senza un po', diciamo, di indicazioni politiche sulla città, perché va benissimo che con i 50.000 euro siano stati stimolati interventi per ulteriori 350.000 e sembra che il Natale quest'anno sarà, diciamo, una bella organizzazione, però dispiace che sia tutta concentrata in Piazza dei Martiri. Quindi io mi auguro che ci sia diffusione anche di queste, delle luci, di iniziative all'interno del centro storico, ma visto che parliamo dell'intera città, che parliamo anche delle frazioni, eccetera, vorrei sapere se per caso è stato organizzato qualcosa anche in Nevedal. Poi, ultima cosa, sempre per l'assessore Roccon, per quanto riguarda le bitumature, se non ho capito male, nel corso del 2025 dovrebbero essere realizzate quelle che erano state messe a bilancio nel 2024, ecco, volevo sapere in programmazione, oggi vedo che non c'è niente, se in programmazione è previsto qualcosa di spesa anche per il 2025. Grazie. Grazie, consigliere Soccal. Eccomi qua, grazie. Ringrazio il sindaco e gli assessori, è stata un'esposizione puntuale, sono stati affrontati in maniera coerente i vari temi. Secondo me anche chi ci ha ascoltato sicuramente ha avuto una panoramica importante di quello che è stato fatto in minima parte, ma ci siamo concentrati su quello che faremo nei prossimi anni, 2025, 26, 27, all'interno dei documenti di programmazione, il famoso DUP, che secondo me non è assolutamente un libro dei sogni, è un documento di programmazione. Allora, se fai il DUP diciamo poco ambizioso, sei poco ambizioso, se lo fai troppo ambizioso scrivi un libro dei sogni. Allora, secondo me il DUP deriva direttamente dal programma elettorale del nostro sindaco, e l'evoluzione che i vari progetti si sono
hanno avuto nei vari anni sono stati messi nero su bianco. Non si raggiungeranno tutti gli obiettivi, viene fatto apposta un documento di attuazione del programma e in base a quello si vede quello che si è potuto realizzato. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto nella redazione del bilancio, approvarlo il 29 novembre non è banale. Io l'ho letto, Claudia, consigliera Bettiol, l'ho letto, è un documento molto complesso, chi ha voglia di leggere il bilancio di previsione del comune di Belluno sicuramente si batte su una complessità notevole. Chiaramente le sfide da affrontare sono tante, ma lì dentro c'è un po' di tutto e quindi quello che è stato detto dagli assessori sicuramente va a trovare la sua copertura economica sia in entrata sia in uscita appunto nel nostro bilancio. Noi con 29.702.000 euro di entrate previste per il 2025 dobbiamo fornire tutti i servizi ai nostri cittadini, dalla manutenzione passando per il sociale fino al pagamento del personale, dell'energia elettrica e il riscaldamento degli edifici. Ecco, io che mi sono letto il bilancio ho visto che le entrate sono suddivise in 3 grandi tipologie. Abbiamo le entrate tributarie, le abbiamo anche sentite elencare prima, sono sostanzialmente l'IMU corrente e l'IMU da attività accertativa. Attività accertativa, quindi andiamo a sollecitare e quindi a recuperare IMU che non è stata pagata. Attenzione che chi non paga le imposte le fa pagare agli altri, quindi il lavoro che dobbiamo fare tutti è assolutamente cercare di ridurre, ognuno per le proprie competenze, quella piaga dell'evasione fiscale che poi ci porta tutti ad aumentare le imposte a chi queste imposte le paga sempre. Ecco, nelle entrate tributarie c'è poi l'IRPEF, farò 2 considerazioni anche dopo, l'imposta di soggiorno e i fondi perequativi che rappresentano risorse trasferite dallo Stato ai comuni al fine di equilibrare i territori con diversa capacità fiscale. Poi ci sono le entrate da trasferimenti correnti. Faccio un minimo di lezione, ma secondo me è interessante anche capire la struttura delle entrate. Le entrate da trasferimenti correnti sono sostanzialmente di natura compensativa di spese sostenute dal Comune. Faccio un esempio: trasporto pubblico, le elezioni, le indagini statistiche. Qui c'è una voce molto importante, soprattutto per quanto riguarda l'importo, che riguarda l'impegno del Comune tramite fondi trasferiti dallo Stato relativamente ai migranti, in base a accordi con la Prefettura, i profughi, per quanto riguarda l'accoglienza in seguito all'emergenza ucraina e al progetto SPRAR, che riguarda la realizzazione anche di progetti di accoglienza integrata. Ecco, tutte queste voci qua insieme hanno un importo estremamente rilevante, 1.161.000 euro. Ultima voce delle entrate sono quelle extratributarie, sostanzialmente derivano dai servizi che il Comune presta e dalle sanzioni per quanto riguarda le violazioni del codice della strada e dei regolamenti comunali. Ecco, qui c'è la nota questione, accennava prima l'assessore Gamba, che ha dell'incredibile, secondo me, che non si possano riattivare gli autovelox. Quindi da un lato si diminuisce la sicurezza sulle strade, dall'altro si impedisce appunto al Comune di incassare dei fondi utilizzabili poi al fine di migliorare la stessa sicurezza sulle strade. Quindi è una questione che chi di competenza deve assolutamente risolvere alla velocità della luce, perché altrimenti non andremo più fuori. Interessante è poi da questa voce perdiamo 210.000 euro. Ecco, tra i servizi da segnalare, che rientrano all'interno delle entrate extratributarie, sono gli affitti attivi del Comune, i diritti di segreteria, i proventi degli asili nido del museo e in particolare mi soffermo sui parcometri. Qui abbiamo una voce stimata per il 2025 di 1.540.000 euro. È un gettito che è costante nel tempo, visto anche le previsioni sul 2026 e 2027. Ecco, segnalo che a seguito anche degli importanti interventi di ammodernamento che sono stati fatti a Lambioi, è importante una sensibilizzazione a parcheggiare a Lambioi, sia da parte di chi viene per lavoro, per turismo, eccetera, e secondo me anche una tariffazione un po' più personalizzata per quanto riguarda i cittadini bellunesi sarebbe assolutamente importante.
Quindi abbiamo entrate tributarie per 16 milioni e 8, entrate da trasferimenti correnti per 6 milioni e 9, entrate extratributarie per 5 milioni e 9, totalone 29 milioni e 700 mila euro. Questo importo qui è in calo rispetto al 2023. Due parole sul discorso dell'IRPEF. Sicuramente a nessuno piace aumentare appunto le imposte, qui è un'addizionale comunale, di fatto abbiamo raggiunto l'importo massimo, mitigato leggermente dall'incremento dell'esenzione da 10.000 a 12.000 euro, quindi dai dati che ci sono stati appunto forniti, è bene dirlo, con questo aumento di zona, di area di esenzione, noi abbiamo 7.390 bellunesi su un totale di 28.360 bellunesi contribuenti che non pagano l'addizionale IRPEF. Ovviamente l'addizionale IRPEF è pagata da tutti gli altri. L'aumento, diciamo, porterà, abbiamo detto prima, 300.000 euro circa in previsione in più di IRPEF nelle casse del Comune, si prevede di incassare complessivamente 5.650.000 euro. Chiaramente il dato dipende anche dall'imponibile, cioè dai redditi dei bellunesi che speriamo in aumento anche per loro. Discorso dell'ISEE, giustissimo. L'ISEE è un parametro sul quale vengono appunto calcolati i costi di moltissimi servizi. È importante che questo ISEE sia assolutamente corrispondente alla vera capacità contributiva fiscale del contribuente. Una revisione degli scaglioni, ho visto anche su determinate tariffe ci sono un'infinità di scaglioni ISEE, sicuramente un ragionamento in questo senso va fatto. Il discorso dell'IMU, l'IMU viene riproposta integralmente, qui per una questione normativa dobbiamo ripresentare una deliberazione, quindi un elenco delle aliquote IMU e delle detrazioni anche se non sono cambiate, è un po' contro la semplificazione, ma abbiamo appunto dovuto farlo. Si vede cosa? Si vede che l'IMU è pari a 6.950.000 euro, l'IMU corrente, quindi quella che si prevede di incassare normalmente, è in incremento e evidentemente c'è un effetto positivo dell'attività di accertamento. Quella di accertamento stimata di conseguenza appunto diminuisce da 1.262.000 a 1.100.000 tra il 2024 e il 2025. Viene mantenuta la piccola esenzione o riduzione aliquota per via mezzaterra, un piccolo segnale di attenzione alla difficoltà di aprire attività commerciali in centro storico e effettivamente, come è stato detto in Commissione, le aliquote, le detrazioni, le esenzioni IMU sono molto complesse, molto variegate, il rischio anche di commettere errori c'è, gli uffici comunali sono assolutamente disponibili per quanto riguarda tutti i cittadini e aziende che hanno la necessità di avere il calcolo dell'IMU. È chiaro che pagare le imposte non è bello, se è anche difficile è ancora peggio, quindi diciamo una semplificazione se possibile sarebbe assolutamente opportuna. Importante l'imposta di soggiorno, abbiamo fatto dei ritocchi l'anno scorso, l'importo diciamo previsto è in aumento 258.000 euro, stabile negli anni futuri. È chiaro che l'imposta di soggiorno si paga in base ai soggiorni nelle nostre strutture ricettive, se queste non aumentano, anche se siamo alla piena occupazione, sicuramente è difficile aumentare appunto diciamo questo importo di entrata. Abbiamo parlato di turismo, secondo noi gli investimenti che sono stati fatti a livello turistico, i segnali che vengono dati sono estremamente importanti in questo senso. È chiaro che il turista deve essere accolto bene, dobbiamo avere appunto le strutture. L'investimento sul Natale, il progetto del Neve Guide che finalmente appunto riparte con la massima velocità, e il Sentiero dell'Ardo, quindi anche l'attenzione alla parte nord della nostra città, sono dei segnali estremamente appunto importanti. Un turismo che deve appunto trovare una città accessibile. Qui voglio ringraziare il nostro sindaco per l'attenzione e la sensibilità che ha dato al tema dell'accessibilità, non solo architettonica ma anche diciamo per esempio a livello appunto informatico, e sicuramente questo ci permetterà di dare attuazione al famoso PEBA, piano di eliminazione delle barriere architettoniche, al quale tutti i cittadini possono dare anche un contributo. Se entrate nel sito del Comune c'è un link, si possono fare delle segnalazioni per
cercare di migliorare l'accessibilità appunto agli edifici e agli spazi pubblici, quindi anche diciamo, la possibilità di intervenire direttamente su un tema molto attuale, molto importante, che poi è stato anche inserito all'interno parlando di Olimpiadi da parte della Regione nelle città che ospiteranno appunto le Olimpiadi invernali. Molto importante il discorso della spending review, è stato detto prima. Allora, la spending review è sostanzialmente cercare di ridurre appunto le spese dando meno entrate ai comuni. Sicuramente si può dare un segnale dicendo che i comuni montani hanno il diritto di avere più entrate o meglio di non avere dei tagli. Secondo me noi dovremmo dire, consigliere Bettiol, i comuni virtuosi. Si va sempre a colpire quelli che si comportano bene. Allora, i comuni virtuosi non devono avere tagli, altrimenti non ha senso che la giunta, i consiglieri, i cittadini puntano al rispetto delle regole, andiamo a tagliare, a spegnere le luci delle nostre città. I comuni virtuosi devono essere premiati, non devono essere assolutamente penalizzati. Quindi il segnale, secondo me, dovrebbe essere in questo senso. Abbiamo fatto delle modifiche al piano tariffario di alcune società partecipate. La Sersa, non mi dilungo sui dati perché sono già stati dati. È chiaro che sulla Sersa c'è un aumento di 2 euro al giorno per i non residenti già all'interno della struttura e di 6 euro per quanto riguarda i nuovi. Mi pare che con l'arrivo degli investimenti di cui abbiamo parlato prima appunto sulla struttura dovremo assolutamente evitare nuovi aumenti appunto in futuro. Chiaramente l'efficientamento energetico sarà il cavallo di battaglia, ma sostanzialmente deve e dovrà andare a risolvere appunto l'incremento appunto dei costi. Presidente, ho ancora 6 minuti. Vado veloce che così lascio spazio anche al mio collega, perché siccome ho studiato tanto, ho tante cose da dire, abbiamo fatto dei ritocchi sicuramente anche alle tariffe appunto della Sportivamente. Allora, la Sportivamente Belluno ha in gestione gli impianti sportivi. Gli impianti sportivi sono delle strutture fondamentali. È chiaro che nel momento in cui le facciamo pagare dobbiamo dare degli ambienti idonei, cioè degli ambienti adeguati, in sicurezza. Le esigenze delle società sportive e degli utenti cambiano molto velocemente, il mondo cambia velocemente, dobbiamo essere assolutamente appunto sul pezzo. Qui io ricordo che anche poco tempo fa abbiamo fatto una variazione di bilancio di 78.000 euro a favore appunto di Sportivamente. Allora i fondi o li mette il comune direttamente a Sportivamente, quindi li prende da un'altra parte, oppure ci troviamo costretti a fare degli adeguamenti appunto tariffari come appunto in questo caso. È chiaro che tutta la gestione di Sportivamente deve essere assolutamente efficientata. Qui sicuramente l'assessore Mazzocco sta lavorando in questo senso, ma l'attenzione anche personale che pone nei confronti delle società sportive e di chi gestisce appunto questi impianti è assolutamente diciamo totale. Trasporto scolastico, servizi di ristorazione, ci sono stati degli adeguamenti. È chiaro che su uno, mi pare quello del trasporto scolastico, tariffe ferme dal 2010 comportano oggi un incremento del 15% contro un'inflazione del 30%, è cambiato il mondo in 14 anni, secondo me è un adeguamento assolutamente doloroso, ma aumentare dopo 14 anni del 15% lo ritengo quasi miracoloso. Chiudo il capitolo appunto delle entrate segnalando solo che ci sono gli indici di copertura dei servizi forniti dal Comune, quindi si vede quanto costano e quanto vengono coperti questi costi dalle entrate. Chiaramente l'unica voce positiva è quello dei parcometri, che ha un indice di copertura del 123%. Il bilancio di previsione ha poi le spese che abbiamo detto riguardano il personale del Comune. Sono lavoratori pubblici, spesso il lavoro pubblico viene considerato non proprio estremamente produttivo. Dalla mia esperienza in questi anni che ho avuto a che fare con il personale del Comune di Belluno, devo dire che c'è
una grandissima professionalità e voglia di risolvere i problemi in collaborazione con tutta l'amministrazione. Quindi benvengano gli aumenti contrattuali che dovranno essere appunto coperti chiaramente dalle entrate corrispondenti. Andiamo ad acquistare beni e servizi per 15 milioni e 6, qui c'è dentro un po' di tutto, ma le voci principali sono le manutenzioni e l'energia. E per quanto riguarda poi i trasferimenti correnti ad associazioni e famiglie, andiamo ad sostanzialmente a collegarci con tutto l'aspetto del sociale. Ecco, vado in conclusione chiaramente. Non possiamo dire che non abbiamo i 210 miliardi in meno delle multe, non possiamo dire che abbiamo i 270 miliardi in meno della spending review, che abbiamo il costo del personale in più per 150 mila euro, il costo dell'energia è sicuramente aumentato, che il sociale è la nostra priorità. Quello che dobbiamo appunto dire è che tutto questo deve servire al fine di realizzare la Belluno di domani, una Belluno che è una città turistica con l'avvio dei progetti che sono stati appunto detti, il Natale, il Sentiero Nevegai, quindi attenzione anche da parte nord appunto della città, la cultura, l'università, l'ITS Occhialeria, una città inclusiva, il PEBA, che viene appunto introdotto in maniera assolutamente concreta, e non voglio dimenticare anche il parco Peter Pan. Abbiamo messo a terra gli interventi del PNRR che sono assolutamente straordinari, chi li ha fatti prima, chi li ha fatti dopo. Belluno avrà 39 milioni di interventi in più sul territorio, impatto fondamentale delle Olimpiadi e una città sostenibile per quanto riguarda il piano del traffico. Io dico che per fare tutto questo ci vuole coraggio sindaco Oscar del Pellegrini, e grazie per tutto il lavoro fatto e che farai. Grazie. Grazie. Consigliere Bristot, prego. Sì, grazie Presidente, di nuovo buongiorno a tutti. Allora, consigliera Bettiol, personalmente, così come non sono solito accettare al telefono eventuali offerte contrattuali, al pari ribadisco nuovamente che il nostro rifiuto alla discussione all'ordine del giorno da voi presentata è semplicemente per la mancanza di tempo per poterla valutare e sviscerare adeguatamente, perché ritenuta troppo complessa. E quindi noi legittimamente l'abbiamo, come previsto, abbiamo rifiutato di discuterla. Per quanto riguarda le sue rimostranze al senatore Luca De Carlo e al suo disegno di legge in favore delle zone montane, che non mi risulta che il senatore Luca De Carlo sia membro di questo Consiglio Comunale, non potendo io rispondere direttamente in quanto temi al di fuori, al di sopra delle mie competenze, le prometto che però sarà mia cura presentarle quanto prima alla sua attenzione. Detto ciò, io mi ritorno adesso sull'argomento a questo punto all'ordine del giorno, e cioè il tema sul bilancio previsionale 2025-2027, quindi prendo questo spazio per una breve disamina. Una spesa corrente prevista per il 2025 di 30.157.047,87. Mi viene logico pensare che questo valore sia il più efficiente risultato ottenuto dalla mediazione tra l'assessore al bilancio e gli uffici competenti, tenuto conto di due vincoli. Il primo: vi sono degli impegni contrattuali già in essere da assolvere e che tratteggiano in buona parte l'assetto dell'uscita del previsionale, costituendone di fatto dei vincoli imprescindibili. È da tenere conto inoltre che alcune di queste voci presentano degli importanti aumenti da un esercizio all'altro. Faccio un esempio. Se prendiamo la voce redditi del lavoro dipendente, vediamo che la previsione del 2025 è di 8.668.000 e rotti, quasi il 29% dell'ammontare della spesa corrente, 250.000 euro in più rispetto al 2024. Nel caso la variazione così consistente dipende da rinnovi contrattuali secondo delle norme di determinazione ben precise. Questa è una circostanza in cui non vi è margine di manovra, si può solo prenderne atto. Il secondo aspetto:
Nel settore aziendale privato, parlando di spesa, si pensa sempre a qualcosa di negativo, che va compresso il più possibile. Questa regola però non vale per il pubblico. Il Comune, con la spesa, ricordo, assolve ad un'importante ridistribuzione della ricchezza raccolta sotto forma di servizi. Quindi ridurre le spese è sì importante, ma purché non vadano a discapito dei servizi erogati ai cittadini, riducendo ancora una volta i margini di manovra. Ecco allora che se guardiamo la distribuzione delle spese correnti 2025 per missione, di cui è allegato E al bilancio, vediamo che, tolta la prima voce rubricata a servizi istituzionali generali di gestione, che riguarda i costi fisiologici e di mantenimento del nostro comune, pari quasi al 30% dell'ammontare delle spese, in linea percentuale con il 2024, vediamo che le tre voci di spesa successive per ordine di importanza sono i diritti sociali, politiche sociali e famiglia, con il 21,61%, pari ad euro 6.516.311,73, un impegno ben più alto del 2023, fissato in euro 4 milioni e 7, i trasporti e mobilità con il 19,29%, pari ad euro 5.817.000, in cui troviamo anche il trasporto locale per euro 2 milioni e 76, e l'istruzione e il diritto allo studio con il 7,59%, pari a euro 2.288.442. Segno ancora una volta che l'impegno di questa amministrazione per fornire servizi di assistenza primaria ai nostri concittadini è una scelta, ma io aggiungo anche un vincolo prioritario, visto che da sole queste tre grandezze raggiungono quasi il 50% della spesa corrente, lasciando ben poco spazio di manovra per il perseguimento di altri obiettivi politici. E qui permettetemi di innestare un breve ragionamento sul tema dei costi energetici. La scelta della Giunta, fin dal suo insediamento, è stata quella di efficientarne il consumo attraverso lo spegnimento dei lampioni nella fascia notturna che va dalle 2 alle 5 del mattino, in cui tale servizio viene ritenuto meno indispensabile e che, se da un lato è stato motivo, e lo è tuttora, di dibattito sui giornali, dall'altro va riconosciuto il merito di aver contrastato l'effetto della speculazione dei costi energetici nel 2022 e ancora oggi di consentire di mantenere sotto controllo, tramite il risparmio, tale grandezza di spesa, in linea con gli esercizi passati. Il previsionale 2025 si parla di 1.787.270, in linea col 2024 di 1.713.000. Noi stessi, come Fratelli d'Italia, abbiamo dichiarato pubblicamente di essere favorevoli alla riaccensione delle luminarie, però siamo consapevoli che ciò debba avvenire compatibilmente con le esigenze del bilancio e con un intervento non a spot, come una risposta di pancia alle polemiche, ma sostenibile nel lungo periodo. La proposta presentata dall'assessore al bilancio, concernente la stipulazione entro la fine dell'anno di un contratto con il fornitore di energia, che prevede la sostituzione di tutti gli oltre 6.000 punti luce del nostro territorio con illuminazione LED, consentendo di abbattere del 70% i kilowatt consumati e tramite tale risparmio di finanziare la spesa delle luci, oltre che di assorbire i costi di manutenzione di ordinaria annuale, ci appare assolutamente in linea con questo ragionamento, in termini quindi di consistenza e credibilità. Le entrate correnti per il 2025 sono previste in 29.702.000. Dalla nota integrativa si comprende come l'equilibrio tra le spese e le entrate correnti trovi tra le altre voci, ancora una volta come da alcuni anni, il ricorso per l'equilibrio agli oneri di urbanizzazione, segnale di non facile situazione. Per trovare l'equilibrio tra le uscite e le entrate, la Giunta ha deciso di revisionare l'assetto attuale dell'addizionale comunale, stabilendo per il 2025 un'unica aliquota dello 0,80%. Ora, nel merito, noi di Fratelli d'Italia come gruppo avremmo voluto scongiurare tale aumento, ma nella inevitabilità per i necessari equilibri di assetto finanziario constatiamo se non altro che la scelta non sia ricaduta sulla revisione dell'IMU, concettualmente patrimoniale. Infine alcune considerazioni sui previsti adeguamenti tariffari e sui servizi a domanda individuale. Come è noto, le tariffe pubbliche dei servizi non perseguono una pura logica di mercato, ma di ricerca degli obiettivi sociali che permettono il godimento di un determinato servizio di pubblica utilità al maggior numero di cittadini possibili.
Secondo questa logica, quindi, la tariffa è più contenuta del prezzo di mercato ed ha come obiettivo, almeno teoricamente, la copertura dei costi sostenuti per erogare il servizio e copertura dei costi a cui qualunque azienda non può prescindere se vuole sopravvivere. Ecco allora che secondo questa logica, per noi di Fratelli d'Italia, gli adeguamenti tariffari annuali all'indice del costo della vita sono necessari e doverosi per garantire questo equilibrio e riconoscere un percepito adeguato valore nei servizi offerti. Le nuove tariffe proposte in alcuni casi appaiono comunque più basse se confrontate con quelle che vengono applicate per servizi analoghi. Ad esempio, nel caso di Sersa, sono inferiori rispetto a quelle applicate in pianura, con differenze che possono arrivare anche fino ad 11 euro al giorno in meno, nonostante ci siano anche delle discrepanze di reddito pro capite secondo i dati Istat 2024, Belluno 35.000 per esempio 797 contro Venezia di 33.400, con una differenza di tariffa giornaliera che prevede di 58 euro giornaliera per Sersa e 68,90 per esempio nel territorio veneziano. Un altro esempio sono gli ingressi in piscina che risultano lineari con gli impianti natatori dei comuni limitrofi con le tariffe che vengono attualmente applicate. Per esempio Agordo e Longarone 8 euro e Santo Giustina 8,30 euro. In altre invece la variazione applicata è inferiore a quello riconosciuto con l'adeguamento delle percentuali Istat, come per il trasporto scolastico, in cui la variazione prevista è del 15% contro quella calcolata secondo l'Istat, FOI, Famiglie Operai Impiegati Istat, sarebbe del 30%. Chiudo con alcune brevi considerazioni per i servizi a domanda individuale, in particolare con un occhio di riguardo al tasso di copertura. A parte la struttura dei parcheggi gestiti dalla Bellunum SRL, in cui il tasso di copertura è del 123,35%, quindi positivo, gli altri risultano essere scoperti. L'asilo nido di Cavarzano ha una copertura dei costi del 71,08%, le sale comunali con il 64,86%, gli impianti sportivi con il 56,16%, il museo invece con il 10,28% e una copertura medio totale dell'89,73%, servizi a domanda individuale il cui disavanzo chiaramente incide sul bilancio comunale e quindi in maniera negativa. L'augurio che noi Fratelli d'Italia facciamo a questa Giunta è di impegnarsi di più per il futuro affinché questi indici possano migliorare, questi indici di copertura, quindi essere più efficienti. La preoccupazione va infine per le nuove opere che stanno per entrare e entreranno in esercizio nel breve a seguito del completamento dei recuperi con i fondi PNRR. Con l'avvertenza a questa Giunta, ancora una volta, che essi diventino dei contenitori da saper riempire di opportunità e che quindi possano contribuire a migliorare questo indice invece di inciderlo negativamente in quanto solo fonti di nuovi costi di gestione. Concludendo, rilevata la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni contenute in questo previsionale 2025 e 2027, noi di Fratelli d'Italia manifestiamo la fiducia e anticipiamo che il nostro voto sarà favorevole. Grazie per l'attenzione. Grazie. Consigliere Rasera Berna, prego. Un paio di annotazioni e alcune domande. L'annotazione è sollecitata da quello che diceva il consigliere Soccal, ancora una volta, riguardo gli autovelox. Il problema degli autovelox, ben noto al nostro segretario comunale per vicende che ha vissuto, è quello dell'approvazione o omologazione e del fatto di aver tentato di interpretare con un atto non avente valore di legge i due termini come sinonimi, cosa che la Cassazione ha escluso. Ora, io mi auguro che questo problema venga risolto, ma sarebbe stato risolto sicuramente prima se un Ministro della Repubblica avesse fatto il suo mestiere invece che andare a suonare campanelli o parlare di immigrati o di altri argomenti che non competevano
al suo alto ufficio. Sul DUP, io sul DUP ho una mia teoria che probabilmente è solo mia. Credo che sia un po' come quegli atti degli avvocati che, siccome hanno poche argomentazioni, scrivono pagine su pagine, per cui è dovuta intervenire la Cassazione con l'accordo con il CNF per dire vabbè, vediamo di farli non più di 20 pagine, no? Cioè penso che quando gli atti sono eccessivamente lunghi non è che siano libri dei sogni non concreti, questo o quello, in realtà quando sono troppo lunghi non servono a nulla. E quindi direi che sarebbe buona regola, ma questo, ripeto, lo penso solamente io, l'ho sempre pensato, al di là di destra o sinistra al governo o non al governo, ho sempre pensato che il DUP dovrebbe essere un documento snello, preciso e non ridondante come molto spesso rischiamo di essere anche negli interventi che facciamo in Consiglio Comunale, pur lastricati da buone intenzioni, insomma. Ma ripeto, questo è un pensiero mio personale che mi sento di esplicitare, visto che si è discusso di cosa è il DUP, di cosa è il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo è un canovaccio che dà delle indicazioni, ovviamente è sempre stato così, è sempre stato possibile variarlo a seconda delle esigenze e delle risorse che si riescono poi a reperire nel corso dell'anno, sempre ammesso che si sia in tempo per utilizzarle. Ma veniamo alle domande. Io volevo chiedere, rispetto ai 90.000 euro previsti e che sono in aumento rispetto al passato per i servizi per l'ufficio tributi, a cosa è dovuto questo aumento e a che cosa servirà. Poi per quanto riguarda le Olimpiadi, al di là di quello che ha detto l'assessore competente allo sport, mi pare, ma posso essere corretto se sbaglio, che il Comune di Belluno avesse quantomeno la possibilità, se non l'obbligo, di nominare un proprio rappresentante nel TAS. E allora volevo sapere se è così e se è stato nominato. Ultima questione sul personale, io sono molto d'accordo con quello che ha detto il sindaco, ma anche qua alle parole debbono in qualche maniera corrispondere i fatti. Allora, non aver preso posizione rispetto alla riduzione del turnover, insomma è abbastanza grave, perché la riduzione del turnover è veramente uno strumento che penalizza il pubblico e la capacità del Comune di intervenire direttamente come invece ci si auspica di fare. D'altra parte io credo che nel corso di questi anni non sempre si sia dato sufficiente importanza alle aspirazioni del personale, e mi riferisco in particolare al modo di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate del Personale non dirigente, che ha subito nei 2 anni scorsi una decurtazione, secondo me non dovuta, di oltre 10.000 euro. Mi auguro, e questa è la domanda, che per il futuro così più non sia e che sia ricostituito il fondo nel suo possibile aumentare massimo. Grazie. Grazie. Consigliera Bavasso, 8 minuti. Grazie, ho anch'io qualche considerazione e alcune domande. La prima la rivolgo all'assessore Roccon, che non è lì ma lì. Lei ha rimarcato più volte l'attenzione di questa amministrazione al green che ne dica la stampa. Allora io mi unisco alla stampa perché non vorrei che passasse in sordina il fatto che all'interno del progetto SISUS, di cui andate particolarmente orgogliosi, vengono tagliate tutte, e sottolineo tutte, le tuie all'esterno del cimitero di Via Prade, anche quelle sane, e non soltanto in via preventiva, e già qui ho le mie riserve, ma anche, come lei mi ha risposto, per una questione estetica. Quindi vorrei che venisse rimarcato il fatto che voi tagliate degli alberi con un elevato potere assorbente di CO2 per sostituirli con piante nuove che passeranno decenni prima che abbiano lo stesso livello di compensazione. Mi rivolgo poi all'assessore Damiano. La cultura, abbiamo capito, è centrale per questa amministrazione, talmente centrale che le dedicate
i minuti residui della vostra esposizione, che erano ben 5, 2 dedicati ai ringraziamenti e 1 alla sicurezza. Allora, visto che la scultura è centrale, io volevo chiederle quali sono le 3 mostre che, a proposito di grandi eventi, come mi pare di aver intuito, lei ha intenzione di fare per l'anno prossimo. Volevo poi chiederle, visto che la coperta per la cultura è corta, ma evidentemente quella per la sicurezza è lunga o più lunga, in quante occasioni è stato necessario utilizzare i taser che richiedevano a gran voce coloro che lavorano per la polizia locale? E infine volevo chiederle, visto che orgogliosamente siete alla 3ª edizione delle lezioni della cultura della legalità, a quali risultati abbiano portato, e sottolineo come sempre che vorrei le evidenze scientifiche queste lezioni sulla legalità, visto che poco meno di 2 settimane fa, giusto per fare un esempio, c'erano 2 minorenni fuori a tarda ora di notte che lanciavano sanpietrini contro le poste centrali di Belluno. Grazie. Grazie. Consigliere Sovilla. Sì, grazie Presidente. Dovrei avere circa 4 minuti a disposizione. Allora, credevo che la discussione relativa alla non discussione dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Bettiol fosse terminata in quel momento, però, visto che così non è stato, ci torno un attimo sopra, dicendo che il non discutere l'ordine del giorno, o meglio, se l'ordine del giorno fosse andato in discussione, questo ordine del giorno non avrebbe modificato la manovra cosiddetta economica del Comune, perché ipso facto questo non poteva succedere, quindi la discussione non è stata fatta, non si è proceduto appunto a discutere l'ordine del giorno, ma non è che questo non discussione dell'ordine del giorno abbia pregiudicato o abbia comportato un aumento necessario, per quello che è stato detto precedentemente dai miei colleghi, per quanto riguarda la tassazione o i nuovi importi, giusto per chiarezza. Poi, per quanto riguarda l'aumento delle tariffe, è già stato appunto sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto, però ci tengo solamente a dire che l'IRPEF allo 0,80% è una consuetudine, purtroppo forse consuetudine di quasi tutti i comuni. E per quanto riguarda un reddito imponibile lordo di circa 30.000 euro, questo comporta una tassazione o un extra gettito, o comunque mettere le mani nelle tasche dei cittadini, per circa €1 al mese complessivamente, quindi un aumento che va dai 12 ai 14 euro. Per carità, sempre un aumento, ma non credo che per un imponibile di circa 30.000 euro possa fare la differenza in termini annui. Dopodiché, torno un attimo sul discorso, sempre relativo a un intervento precedente, su questo slogan Paroni a casa nostra. Allora, Paroni a casa nostra era un vecchio slogan che è stato sempre un po' così bistrattato, forse anche irriso da parte di alcune forze politiche, ma attenzione, Paroni a casa nostra vuol dire che in Veneto la Lega ci terrebbe e ci tiene a vivere in legalità da tutti i punti di vista, sociale ed economico, e quindi per quanto riguarda la parte economica alla cosiddetta autonomia differenziata, che porterebbe molti più benefici di quelli che una pur valida legge sulla montagna a sua volta potrebbe arrecare. Questo non vuol dire che una legge sulla montagna che riguardi la specificità delle zone, come ho detto nell'intervento precedente, geograficamente più in difficoltà non sia ben accetta. Sicuramente lo sarà, ma l'autonomia differenziata, che era stata, questo sì, un cavallo di battaglia del Partito Democratico, in cui, leggendo un articolo del 20 settembre di quest'anno, il Partito Democratico ne faceva il completamento di una riforma costituzionale, il cosiddetto articolo 5 della Costituzione, che era stato indetto e proposto dalle forze di centrosinistra. Peccato che nel momento in cui questa autonomia differenziata sia diventata legge, alcune forze politiche hanno fatto una rapida retromarcia, con in testa, oltre all'ex governatore Bonaccini, anche il capogruppo in regione Friuli Venezia Giulia del Partito Democratico Moretti, che pur militando in una forza di centrosinistra che aveva proposto questa autonomia differenziata e a capo o meglio, facente come capogruppo di un gruppo consigliare in una regione a statuto speciale, si arrampichi
sugli specchi per non giustificare questa disposizione di legge. Quindi, allora, quando si parla di padroni a casa nostra, se padroni a casa nostra si intende una giustizia sociale ed economica, questo sì, però ci sono altre forze che si erano fatte promotrici di queste forme di autonomia differenziata, che però, guarda caso, nel momento in cui sono diventate legge, forse non andava più bene. Allora questo non era forse uno slogan propagandistico ed elettorale per cercare di accalappiare il consenso più ampio di quello che in Veneto è stato votato 8 anni fa circa, con oltre il 90%, oltre il 95% di voti favorevoli appunto all'autonomia, quindi non con una percentuale bulgara, ma con una percentuale veneta. Grazie. Grazie. Consigliere Bortoluzzi, 2 minuti. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Evidentemente farò solo 2 considerazioni di tipo politico, perché poi sulle questioni amministrative più strette entrerò in dichiarazione di voto. Un po' la cartina tornasole del dibattito di questa mattina c'è stata con gli interventi della consigliera Bettiol, della consigliera Bavasso e tra il pubblico notavo prima, quando parlavamo delle soglie di esenzione, il rappresentante di un grande partito di opposizione nazionale che sorrideva. E capisco i sorrisini, perché oramai quel partito si è nettamente distaccato da lavoratori e gente che non arriva alla fine del mese. Probabilmente in questo momento storico, perché il problema di un certo partito è di attaccare a prescindere o il presidente Zaia se si parla di sanità e poi Gabanelli, nota rappresentante della destra italiana, Milena Gabanelli, ieri sul Corriere della Sera snocciola i dati e dice che la AULS 1 Belluno Dolomiti è tra le 4 aziende sanitarie più efficienti che ci sono nel nostro territorio italiano, anzi di tutta nella nazione, tra le più efficienti. D'altra parte poi bisogna attaccare il governo Meloni, si parla di bilancio del comune di Belluno e si attacca Meloni, sono evidentemente attacchi strumentali. Tocca al centrodestra fare delle scelte per governare una città che vede comunque delle difficoltà nel sociale e vede delle difficoltà nella reperibilità delle risorse. Le risorse, cari consiglieri di minoranza, sono le entrate che arrivano dalle imposte e dai trasferimenti. Ulteriori non ce ne sono. Quindi abbiamo sicuramente preso delle decisioni e fatto delle scelte, ma partendo dalla prima più importante, che era la tutela del sociale, e dopo ne parleremo, e aumentando contestualmente a quel piccolissimo aumento che toccherà con l'IRPEF chi ha di più. Certo, consigliera Bettiol, per me chi ha di più, guardi che strano, penso debba pagare qualcosa di più. E abbiamo deciso di aumentare la soglia di esenzione, abbiamo deciso di aumentare la soglia di esenzione per chi ha meno. Certo, a chiudere, per ci favore. assumiamo la responsabilità di questa scelta. Purtroppo il consigliere Soccalma ha mangiato tutto il tempo e quindi ci rivediamo dopo in dichiarazioni di voto. Grazie. Bavasso, consigliere Bavasso, prego. Posto che non ho capito perché mi abbia citata il consigliere Bortoluzzi, volevo sapere come mai lei ha redatto con noi e sottoscritto la mozione sanità, visto che è così orgoglioso e assolutamente non preoccupato della situazione della nostra azienda sanitaria locale. Grazie. Bene, non ci sono altri consiglieri prenotati, allora io lancerei una proposta, se voi siete d'accordo, di fare una pausa Aspetta un attimo, di fare una pausa fino alle 2:15, ci troviamo qui alle 2:15 e continuiamo con le repliche. Chiusa la parte Olivotto, scusa, non avevo visto Olivotto. Telegrafica, solo per segnalare, prima mi sono dimenticata un refuso, un errore materiale, pagina
34 della nota integrativa sul totale delle spese sugli equilibri di parte capitale dell'anno 2025 è rimasto un 3.786.000 al posto di 8.686.000, eccetera. Insomma, ecco, già questo errore materiale. Bene, allora chiusa la discussione, riprenderemo con le repliche, alle 2:15 riprenderemo i lavori, va bene?